pronto allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema. Fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. La pausa per le nazionali ha dato tempo al Cagliari per rimettere in ordine le idee e preparare al meglio la sfida fondamentale con il Sassuolo, nella speranza di tornare a un successo che manca da fine gennaio, che sarebbe chiave per gli obiettivi salvezza. Io sono Andrea Sanda, in collegamento telefonico, pronto a farci immergere nel match con i suoi 3 minuti di cronaca. Abbiamo la voce del Cagliari, Vittorio Sanna. Ciao Vitto. Ben trovati, ciao Andrea, eccoci qua per la ripresa del campionato, un campionato che riprende, dopo hai detto bene, le pause nel nazionale, ma soprattutto la indigestione che ne è nata dalla mancata qualificazione dell'Italia, con tutto quello che ne consegue, il mondo del calcio che si ribella, apparentemente vorrebbe rivoluzionare tutto, adesso cambieranno qualche nome, si passerà dalla maggioranza all'opposizione, tutte storie italiane, perché poi se i problemi del calcio fossero derivanti esclusivamente dalla nazionale non ci sarebbero poi particolari problemi. Io credo che invece i problemi siano molto più ampi e indipendenti dall'esito di una partita. Invece nel nostro calcio, dove guardiamo le gare e le commentiamo sulla base del risultato, ecco che si ripresenta il campionato, e anche in questo caso è il risultato che conta più di tutto. Se tu vuoi evitare polemiche basta vincere 1-0, anche se poi non combini niente in 90 minuti. Se invece giochi al calcio e perdi sono guai, perché dovevi vincere, è il risultato che ti definisce la prova, la sostanza, ed è qua forse la vera rivoluzione che bisogna fare. Per arrivare a un risultato dovresti fare un percorso, e se il percorso è un gioco, il gioco del calcio, dovresti giocare al calcio invece di distruggerlo. Oggi si riprende, ma si riprende con lo stesso spirito, perché non puoi cambiare dall'oggi al domani. Un Cagliari che tenterà di mettere in difficoltà il Sassuolo, un Sassuolo che è una squadra che esprime un buon calcio, e il Cagliari tenterà di mettere davanti il suo. Fatto soprattutto i movimenti di ricerca di profondità, soprattutto di difesa, di intercettazioni, di pressing, ed è per questo che la formazione praticamente non cambia, perché non può cambiare la sostanza di un torneo, la sostanza delle squadre in un solo campionato. Anzi, possiamo anche dire che forse l'unica novità del calcio italiano di quest'anno l'abbiamo vista nella partita contro la Bosnia, e forse l'utilizzo di Marco Palestra in quel ruolo che poteva scardinare anche la difesa della Bosnia, partendo da un principio d'attacco e non da un principio di difesa. Formazione con Caprile tra i pali, Zé Pedro, Mina e Juan Rodriguez sono i 3 difensori. Ricordo la squalifica di Dossena, e poi appunto Palestra dopo Gaetano, il ritorno di Deiola, e quindi Obert nella corsia di sinistra, Esposito e Fololuscio i 2 d'attacco. Insomma, cambia poco, anzi quasi niente, nella formazione di Pisacane, che prosegue in quella che è la linea che lui aveva dettato. Gli sono venuti a mancare gli attaccanti, che ritornano in panchina, perché poi ci sono oggi sia Borrelli che Belotti. Chissà se i due possono essere utilizzati per evitare problemi. C'è anche l'altro attaccante del Cagliari, quello della Primavera, che fa tanti gol, e vedremo un po' chi verrà utilizzato nel caso ce ne sia bisogno. Dall'altra parte il Sassuolo, padrone di casa, con in porta Murici, sceglie una serie di giocatori italiani per questa formazione. Valukiewicz è il difensore di destra, uno degli ex, Izes è il centrale, non c'è il bosniaco Muranovic, che ha
ha praticamente avuto un turno di riposo. Muraljević, che praticamente è il giocatore che ci ha fatto penale nella partita contro la Bosnia, al suo posto un altro ex, Filippo Romagna, e poi a sinistra Garcia. Anche a centrocampo ci sono delle novità, 2 i mediani, Tosvers e Koné, e viene potenziato l'attacco perché viene schierato al posto di Matic Volpato, che fa praticamente quasi coppia con Pinamonti, e Berardi da una parte e Larintier dall'altra. Quindi, a differenza del Cagliari, il Sassuolo con formazione decisamente votata all'attacco. Queste le scelte dei due allenatori prima di un match importantissimo per quanto riguarda il campionato della squadra rossoblù. 31esima giornata, stiamo arrivando sempre più vicini alla volata finale di questo torneo e la squadra sarda vorrebbe essere lontana dalla zona più calda, che vorrebbe dire retrocessione, così come lo vorrebbero i tifosi rossoblù, che ci scrivono al 340 5186 036, il nostro WhatsApp per comunicare in diretta. C'è scritto Alessio il suo Forza Casteddu, ci ha mandato un Forza Cagliari anche Manuel, mentre è arrivata una foto da parte di Riccardo dalla curva dello stadio del Sassuolo, vicini sempre, mollare mai, Forza Cagliari da Reggio Emilia. Quindi un grande abbraccio a Riccardo, che sta seguendo la squadra anche in trasferta, tifosi che comunque continuano a non mancare e che vorrebbero essere almeno ricompensati da una bella prestazione da parte della squadra di Pisacane, come non la si è vista da un po'. Col Napoli qualche segnale di miglioramento, ma nulla di troppo esagerato. Ma il miglioramento è stato soprattutto dall'avversario, dal fatto che comunque sia si è passato dal Pisa al Napoli, e quindi nell'affrontare due squadre così diverse, chiaramente se le giochi allo stesso modo il miglioramento è intrinseco, perché comunque sia stai affrontando il Napoli, non il Pisa. Diciamo che la vera grande delusione, quella che ha rovinato lo stomaco a molti, è che non tutti hanno superato, me compreso, è proprio la partita di Pisa, dove secondo me dovevi giocarti diversamente il match, lo devi fare con forse anche meno presunzione, utilizzando il termine presunzione come presumere che accadesse, non come semplice comportamento caratteriale. L'hai fatto forse presumendo appunto di poterla battere facilmente, anche accontentando qualche calciatore, cosa che non è avvenuta, e quindi da lì un po' il rammarico dei tifosi, la rabbia dei tifosi, un certo raffreddamento che è percepibile intorno alla squadra, e poi tanti discorsi che vanno a contorno e che distraggono rispetto a quello che è il gioco del calcio. I discorsi a cui faccio riferimento sono ancora una volta, per il terzo secolo consecutivo, quelli relativi allo stadio. Sì, si continua nel terzo decennio del secolo, sarebbe un'opera di magna importanza. Il secondo secolo consecutivo. Esattamente, il secondo secolo in cui si continua a parlare di stadio, e vedremo se ci sarà finalmente un avvio del tutto, anche perché tra notizie di lascia passare e non lascia passare ormai non si crede più a niente riguardante alla questione. È un Cagliari che, come vi ho detto, non cambia dal punto di vista tattico, cambia qualche interprete. Uno di questi è De Iola, che riparte dall'inizio al posto di Sulemana. Cosa può dare in più il ragazzo di San Gavino alla formazione rossoblù? Ma certamente equilibrio, partecipazione, identità, che sono delle cose che sembrano essere del tutto astratte, ma che in campo molte volte ti fanno fare qualcosa in più che molte volte non fai, quello che non hai e che cerchi di pescare, perché poi di fatto dobbiamo ricordare sempre che il calcio, la passione, implica il verbo patire. Siamo nella settimana della passione di Cristo, e basta vedere Cristo in questa settimana che cosa ha passato per la sua passione. Ecco, quando si parla di passione si parla di patire, di soffrire, di venire a mancare, e quindi da questo punto di vista quella sofferenza che serve molte volte quando hai dato tutto ma non basta ancora. Al Cagliari molte volte è mancato proprio questo, la capacità di ottenere quell'ultimo sforzo che serviva al di là di quello che potevi dare, che è frutto della passione, appunto, della partecipazione, dell'identità, della resilienza, che sono tutte parole vuote, ma che sono secondo me quelle che poi caratterizzano un gruppo, una squadra, un legame, la capacità di aiutarsi e la capacità di ottenere delle soluzioni anche quando l'ostacolo è difficile.
E oggi l'ostacolo sarà appunto la squadra neroverde del Sassuolo, una formazione che soprattutto nella parte centrale di questo torneo è riuscita a trovare un po' di continuità con la qualità dei suoi esponenti offensivi. Continuate a supportarci attraverso il nostro WhatsApp, c'è scritto il nostro Mauro da Quarto, sarà tosta, mettiamoci in discussione. Un caro saluto a voi amici, è sempre un Forza Cagliari, tifosi comunque sempre presenti per sostenere i colori rossoblu, tifosi che ricordano la vittoria di qualche anno fa con il Sassuolo che decretò poi la salvezza del Cagliari di Ranieri. Diciamo che ci possiamo affidare anche a questo tipo di anniversario per cercare di sperare in un successo del Cagliari che ormai manca davvero da troppo tempo. Sì, puoi anche sperare su questo, ma devi anche guardare la realtà, cioè il Sassuolo è una matricola, però se vai a vedere proprio la formazione di quella volta ti rendi conto che è una matricola che ha cambiato poco, che continua ad avere determinati giocatori, che ha una intelaiatura base a cui non ha mai rinunciato, quindi è una squadra che è collaudata, che ha avuto continuità, perché effettivamente sono giocatori che figurano esserci già da parecchio tempo nella squadra, con degli innesti che non sono assolutamente male. Pinamonti e Volpato, ad esempio, con cui avremo a che fare oggi, sono due giocatori italiani, peraltro, che stanno facendo molto bene, forse trascurati perché devi far giocare prima quelli che arrivano da altre squadre, quindi se non ce n'è uno del Napoli, uno dell'Inter, uno del Milan, uno della Roma, uno della Juventus, gli altri non possono giocare, insomma sulla base di questa logica forse un giocatore come Pinamonti non ha trovato spazio, considerato che poi ce n'erano altri che abitualmente fanno panchina nelle loro squadre, quindi non hanno una determinata continuità. E anche il Sassuolo, come tante altre squadre, ha pochi giocatori italiani, curiosamente ce li ha quasi tutti nella zona d'attacco, perché se oggi ci fosse stato Moremovic, che è praticamente bosniaco, la difesa sarebbe stata completamente straniera, il centrocampo sarebbe stato completamente straniero, ci sarebbero stati solamente i due giocatori d'attacco italiani insieme a Laurientier, che ormai c'è da tanto tempo, è diventato anche lui quasi italiano. Eh sì, ormai Laurientier da tanti anni nel Sassuolo, sono andato a ricontrollarla la formazione di 2 anni fa, effettivamente 3 giocatori cardine, ovvero Torsvert, Laurientier e Pinamonti erano presenti, con Berardi che era infortunato, quindi comunque c'era anche lui. Insomma, la parte centro-offensiva del Sassuolo non è cambiata. Sì, esatto. No, sì, la centro-offensiva è rimasta invariata, è cambiata la difesa, però stiamo parlando comunque di Romagna che ruotava intorno al Sassuolo, forse anche lui era infortunato in quel periodo, ricordo che era partito da Cagliari per andare proprio al Sassuolo ed si era infortunato quasi subito, ma faceva già parte del Sassuolo, con, ripeto, Valukiewicz che giocava con Romagna al Cagliari, quindi anche una certa intesa. Insomma, sono cambiati diversi giocatori in difesa, però insomma i giocatori di traino del Sassuolo sono sempre gli stessi. Sono cambiati bene poi, se poi andiamo a vedere, perché quel Sassuolo era andato a retrocedere poi l'anno con 3 soldi, che aveva fatto quella stagione incredibile, per cui ci avevamo chiesti tante volte perché continuasse a essere titolare, e poi di fatto il Sassuolo era sceso in Serie B proprio anche in quella partita da 3 soldi, era stato espulso, aiutando anche un po' il Cagliari nell'ottenere i 3 punti. Un Cagliari che vuole ottenere successo anche in questa giornata. Cambia la difesa dei rossoblù rispetto all'ultimo turno, visto che torna Aubert e va via Dossena perché era diffidato ed è stato ammonito nell'ultima partita, però diciamo che un po' si risistema con ognuno al suo ruolo il reparto, perché Rodriguez torna a fare il terzo di sinistra e Aubert torna a fare l'esterno di centrocampo, un ruolo in cui in quest'ultimo periodo sta dando delle certezze. Devo dire che oggi la difesa mi fa paura notevolmente, perché io non sono purtroppo un grande estimatore di Mina dal punto di vista difensivo, un gran personaggio, grande esperienza, ma non un uomo capisce che riesce a guidare una difesa. Manca veramente un giocatore secondo me che possa guidare la difesa, e spero tanto nelle capacità singole di Juan Rodriguez e Zé Pedro per poter compensare, perché come reparto, insisto, secondo me oggi siamo debolucci.
Queste sono brutte sensazioni riguardo, poi soprattutto dopo aver parlato della bravura della parte offensiva del Sassuolo. Diciamo che è un mix, un cocktail non ricordo infatti quanta difficoltà aveva avuto Mina a marcare Pinamonti, che praticamente lo aveva portato letteralmente a spasso nella partita d'andata. Ecco perché ti dico che non sono molto sereno, spero di sbagliarmi, perché chiaramente ho detto che sono diventato un pizzico pessimista dopo la partita con il Pisa. Mi hanno rovinato un po' quello che era l'ottimismo precedente, anche se mi hanno un po' riportato un po' di amici, perché sai che il mondo si divide in pessimisti e ottimisti. Tutti gli ottimisti stavano con me fin da allora, i pessimisti invece stavano cominciando a insultarmi pesantemente perché continuavo a essere ottimista. C'è un pizzico di invidia sui miei rapporti interpersonali, che vada bene, non sono rapporti interpersonali in cui io faccio favori nel momento in cui faccio i commenti, sono semplicemente rapporti corretti con la gente. Quindi il fatto che Pisacane mi sia amico non vuol dire che Pisacane riceve favori da parte mia. Quando devo criticare la squadra la critico comunque, quando la devo apprezzare la apprezzo comunque, e non mi faccio condizionare né in un senso né nell'altro. Non è che smetto di fare gli apprezzamenti per paura di essere etichettato come amico, perché lo sono, e non ho paura di dover eventualmente muovere delle critiche, perché tra persone intelligenti, e Pisacane lo è, molti altri probabilmente no, ci si capisce che ognuno fa il proprio ruolo. Ed è giusto essere sinceri, anche perché la comunicazione abbia successo, se no non c'è la base per cui dovrebbe esserci proprio la comunicazione, che è la sincerità, l'espressione di quello che si pensa. Quindi queste le caratteristiche, le qualità di cui discutiamo prima del match del Cagliari. Le due squadre sono quasi pronte a fare il loro ingresso in campo, come abbiamo detto 31esimo turno, giornata molto importante per la formazione rossoblù. Torna Gaetano, viene riconfermato al centro del campo, un giocatore che comunque sta recuperando dall'infortunio, ma che abbiamo visto nelle ultime partite essere comunque di quella qualità in grado di unire bene i reparti del Cagliari. Sì, è un po' quella che torniamo all'ottimismo, un po' la speranza di dare un po' di brio all'attacco, perché giochiamo comunque con due mezze punte, anzi forse con un'ala e una mezza punta, perché Esposito io punta di ruolo non lo vedo, Folorusso punta non la vedo, e quindi ecco laddove è mancato qualcosa al Cagliari a mio giudizio. Nel riflettere in questi giorni dico che forse il giocatore che ci manca di più è Mattia Felici. Perché dico questo? Perché nel vedere come ha giocato la Bosnia mi sono reso conto che a noi manca in Italia, ma nel Cagliari ce l'avevamo, un giocatore che punti l'uomo, vada sul fondo e costruisca delle occasioni di gol per chi sta all'interno dell'area. Noi sono mancati sia i giocatori che stanno all'interno dell'area sia i giocatori che possono creare questo genere di situazioni, e mentre i giocatori che possono stare dentro l'area adesso li recuperiamo, Felici non lo recuperiamo, ed è per questo che tra i giocatori a disposizione del Cagliari io vorrei vedere un po' più a lungo Moralcin, perché secondo me è un tipo di giocatore che somiglia tanto a quelle ali che abbiamo visto anche nella partita di martedì scorso, che sanno puntare l'uomo, che lo sanno superare e che sanno andare sul fondo per mettere dei palloni all'interno dell'area che possono essere sfruttati. Non solamente le folate di Palestra, che sono comunque un grande motivo offensivo, ma anche un giocatore tecnico, un'ala, uno che abbia confidenza col pallone, perché Palestra è un giocatore molto atletico che infatti negli ultimi 20 metri molte volte non trova la soluzione, è capace di scardinare le difese, di presentarsi negli ultimi 20 metri anche davanti alla porta, però non sempre ha quella lucidità, quella fantasia, quella freddezza che serve agli attaccanti. E poi per avere anche un'alternativa, essere meno prevedibili riguardo alle nostre azioni d'attacco. Assolutamente sì, vedremo. Sì. Questa è l'altra ragione. Vedremo il Barassi, perché comunque in primavera ho detto, è un giocatore che non mi ha fatto una brutta impressione, anzi è un giocatore a cui piace molto stare con la palla tra i piedi, palla a terra, ma è molto rapido nel muoverla, quindi potrebbe essere quel tipo di interprete che potrà dare delle alternative alle soluzioni di Pisacane. Vedremo se oggi a parità in corso troverà spazio nelle scelte del mister. Siamo praticamente pronti per iniziare con il match, tra pochissimo si darà il via. Ti attendi una partita da subito giocata con grande possesso da parte del Sassuolo? Pensi che il Cagliari rinunci un po' a giocare in contropiede per cercare di stare a metà campo con la formazione avversaria?
Ma io credo che, ripeto, ci saranno sempre qui 5 minuti, una domanda che mi fai sempre, ma è una risposta che non ti potrò mai dare, perché non sai mai qual è lo spirito, qual è non sai neanche chi batte il calcio d'inizio, perché molte volte dipende proprio dalla chiave di volta, dalla chiave di violino, qual è l'inizio della partita, cioè se chi batte la palla la batte in un determinato modo può iniziare in un certo modo, se chi batte la palla inizia in un altro modo inizia secondo quello, insomma all'inizio della musica c'è sempre la chiave di violino. E quello è 100%. Allora torneremo tra pochissimo al nostro Vittorio Sanna per la cronaca in diretta. Dopo, Vittorio. A tra poco. E noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi iniziamo questo match tra Sassuolo e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema. Fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Sono il dottor Alberto Massidda e presso il mio studio aiuto le persone a tornare a sorridere con i denti fissi in maniera mini-invasiva grazie alle più moderne tecnologie, anche in sedazione cosciente. Se ti mancano uno o più denti, ma la paura del dentista ti blocca, l'implantologia computer guidata di White Cagliari potrebbe fare al caso tuo. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. S'alza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari la nostra patria, Cagliari sei in rompo e pana, e la mia squadra ancora in più e lotterà. Castello canterà. Fantastico come sempre il nostro inno che ci introduce al match del Cagliari. Sono partita la gara tra Sassuolo e Cagliari con subito un po' di gioco fermo per uno scontro tra Deiola e Pinamonti nella tre quarti del Sassuolo. Entrambi sono rimasti a terra doloranti, ma sembrava sin da subito che effettivamente fosse arrivato prima sul pallone Deiola, con l'arbitro che ha confermato la scelta. Non è estratto nessun cartellino, ma dobbiamo dire davvero una occasione pericolosa per entrambi, questa che ha dato poi il via alla punizione per il Cagliari. Siamo pronti intanto a vivere le emozioni di Reggio Emilia e lo facciamo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna.
E c'è il Sassuolo che sta attaccando dopo la prima azione avuta dal Cagliari, con Adopo che si è girato ma ha calciato centrale, potendo fare decisamente meglio fin dalla prima azione. Quindi Cagliari che ha avuto già una palla gol ma non l'ha saputa sfruttare. Il Sassuolo che imposta, la palla ritorna all'indietro, dove c'è il lancio avanti di Romagna, a sinistra per Laurienté che ha messo già un po' in difficoltà Mina, il passaggio per il controllo ancora a ridosso dell'area, il tocco di Volpato che riesce ancora all'interno dell'area, palla allontanata, tenta di ripartire senza riuscire Gaetano, anzi Froluscio, palla recuperata ancora dai padroni di casa che insistono ora, il passaggio a sinistra per il controllo di Garcia che mette al centro, ribatte a dopo il tentativo di passaggio in profondità di Tosvert, il pallone quindi è ancora recuperato dalla squadra di casa che ha spostato il gioco sulla destra, tocco centrale per Koné, da Koné ancora per Tosvert che tenta ancora di andare avanti, ottimo lo scambio tra i due attaccanti Volpato e Pinamonti, il passaggio a sinistra per Laurienté che tenta l'affondo, si ferma Laurienté, ritorna all'indietro, attenzione all'inserimento, il tentativo di cross, il colpo di testa a ribattere, Tosvert sinistro, la palla alta di poco, pericolo per il Cagliari con Tosvert che è andato a concludere, aveva la possibilità addirittura di mirare, controllo di petto e tiro di Tosvert che poi non ha inquadrato per fortuna lo specchio della porta. In precedenza vi abbiamo detto della girata di Adopo che potrà fare decisamente meglio, ha calciato dritto per dritto in bocca al portiere non riuscendo ad angolare il pallone. C'è a terra Esposito, 4 minuti e 37, colpito dal tiro di Tosvert sullo slancio, è andato a chiudere e lo ha colpito con lo slancio appunto del piede che aveva calciato il pallone. Cagliari che adesso deve rimettere in gioco la palla, Caprile che tocca lateralmente per Juan Rodriguez che può avanzare portando palla, cerca Mina, eccolo Mina che controlla, appoggia lateralmente per il Zepedro, avanza il portoghese che rende ancora ieri Mina, aspetta il Sassuolo, non va in pressing, il passaggio quindi laterale ancora per Juan Rodriguez, il controllo di Juan Rodriguez che avanza palla al piede, non gli concede assolutamente nessun tipo di spazio il Sassuolo che rimane fermo ad aspettare, il pallone ancora per Juan Rodriguez, esce ora, tocco di De Iola sbagliato, pallone recuperato però dallo stesso De Iola, poi Tosved, la palla ancora in avanti con la chiusura molto buona di Zepedro che poi cerca di ripartire, l'appoggio a destra per Palestra, converge Palestra nel duello con Volpato che lo trattiene, ancora Volpato che gli vuole strappare la maglia, arbitro che interviene per assegnare il calcio di punizione con Palestra che protesta per questo trattamento che gli è stato riservato fin dall'inizio a Volpato, praticamente gli ha slabbrato tutta la magliettina e con quella stasera lui deve andare a cena. Siamo ancora sul punteggio di 0-0 quando scocca il sesto minuto, la linea torna allo studio. E quindi subito una partita viva tra le due formazioni, un'occasione a testa, quella raccontata dal nostro Vittorio Sanna di Adopo, servito proprio sulla punizione invece di cui vi avevamo detto in precedenza, quella sul contrasto tra Pinamonti e De Iola, passaggio diretto per Adopo che si è ritrovato la palla in aria, ma tiro centrale con il Sassuolo che poi si è fatto vedere invece con Torsvert sempre alla conclusione, ma palla alta sopra la traversa. È una partita subito viva e vedremo se il Cagliari potrà dire la sua all'interno di questi 90 minuti. Andiamo a vedere un po' di statistiche riguardanti questo match, partendo dalla forma delle due squadre. Il Sassuolo si trova in 10ª posizione in campionato con 39 punti guadagnati in 30 incontri, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. La differenza reti dei neroverdi racconta di 36 gol fatti e 40 subiti. Il miglior giocatore è Armando Laurienté grazie ai 5 gol e 7 assist messi a segno. I ragazzi di Grosso hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite. In questa stagione sono invece riusciti a ottenere 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte nei match giocati all'interno dello stadio di casa. È una partita subito rocciosa perché c'è stato un altro contatto in cui sono rimasti a terra entrambi i protagonisti dello scontro. Si tratta nuovamente di Pinamonti che stavolta si è vista con Mina, testa contro testa, e un attimo di calma per la partita per consentire i giusti controlli vista la botta subita. Continuiamo con le statistiche del Cagliari che invece si trova al 15° posto in classifica con 30 punti conquistati in 30 partite, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte.
sconfitte. La differenza reti dei sardi racconta di 31 gol fatti e 42 subiti. Il miglior giocatore sino a questo momento è Sebastiano Esposito con i 4 gol e 4 assist messi a segno. Nelle ultime 5 partite i sardi hanno ottenuto solamente 2 pareggi e 3 sconfitte. In questa stagione invece sono riusciti a ottenere 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte nelle gare giocate in trasferta. Questi numeri per quanto riguarda la stagione e il periodo delle due formazioni, due squadre che stanno cercando di darsi battaglia in questo pomeriggio, in questo sabato pomeriggio prima di Pasqua. Io vi ricordo che invece voi potete mettervi alla prova grazie alla nostra Wall Street English Football Challenge, il quiz di Radio Super Sound che vi consente di vincere ogni settimana una prova gratuita presso il nostro sponsor Wall Street English. Tutto quello che dovete fare è cliccare sul link che vi forniremo alla diretta YouTube di Vittorio Sanna e rispondere entro 3 minuti alle 5 domande che vi verranno poste. Ogni risposta corretta sarà un gol fatto, ogni errore un gol subito. Se deciderete di non rispondere non ci saranno né bonus né malus. Per questa settimana tra l'altro Vittorio ha preparato le domande che consentono di avere addirittura 2 punti se le si completa in maniera totale, quindi un altro gradino di difficoltà per mettervi alla prova. E vi ricordo 3 minuti per giocare, lasciate la vostra mail in modo da potervi ricontattare e ogni settimana in palio una prova gratuita presso Wall Street English. Invece la classifica stagionale darà accesso a un corso gratuito presso il nostro sponsor. Questa è la gara che dal minuto 30 partirà grazie al link che vi forniremo alla diretta di Vittorio Sanna, ma continuiamo con i precedenti storici tra le due formazioni oggi protagoniste di questo scontro valido per la 31esima giornata. Sono 21 i precedenti tra le due compagini, con i sardi che hanno ottenuto 6 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte contro la squadra emiliana. In trasferta il bilancio peggiora leggermente con 11 incontri che hanno visto 2 vittorie sarde, 6 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo successo isolano sugli emiliani risale al maggio di 2 stagioni fa con lo 0-2 maturato in Emilia grazie ai gol di Prati e Lapadula che consegnarono i 3 punti salvezza alla squadra di Ranieri. Il Cagliari non perde a Sassuolo in campionato da 4 incontri. L'ultima sconfitta risale al 3-0 del gennaio 2019 firmato da Locatelli, Babacar e Matri. Questi quindi i numeri per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre. Cagliari che si è reso pericoloso qualche giro di lancetta Orsono con una bella azione dalla destra che ha visto protagonista Palestra, il passaggio centrale per il tentativo di un centrocampista della formazione rossoblu, ma a tiro murato che poi è stato allontanato dalla retroguardia nero-verde senza che ci fossero ulteriori pericoli dalle parti di Muric. Oggi naturalmente noi seguiremo in contemporanea anche altri incontri perché dalle 15:30 ci sarà la Bundesliga di cui vi aggiorneremo nel caso di gol. Tra pochissimo presenteremo tutti quanti i numeri, ma andiamo a vedere anche quella che sarà la giornata di Serie A, partendo dalla gara che si giocherà alle 18 subito dopo il match del Cagliari, la gara tra Verona e Fiorentina, una sfida che vede contrapposte due squadre che si trovano nelle parti basse della classifica. Fiorentina che si sta decisamente riprendendo nelle ultime settimane, un po' dopo essere andata via lonta nella delusione della prima parte di campionato. Ora di settimana in settimana la squadra viola sta riuscendo a venire fuori dalle zone più calde. Nelle ultime 5 giornate in campionato ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta la squadra toscana, e ora proverà a battere il Verona penultimo a pari punti con l'ultima, ovvero il Pisa. Verona che viene appunto da 4 sconfitte nelle ultime 5, una sola vittoria quella con il Bologna. Vedremo se in casa riuscirà a fare dei punti che possano riaccendere la fiammella della speranza per quanto riguarda la salvezza, una salvezza che dista ben 9 lunghezze ed è occupata dalla Cremonese con 27 lunghezze, mentre la Fiorentina si trova a 29 punti in campionato, uno solo in meno rispetto al Cagliari. Quindi partita che seguiremo da vicino sperando di poterla vedere a debita distanza, diciamo così, senza doverci preoccupare di un possibile sorpasso. Un po' l'augurio che ci si fa per quanto riguarda il termine di questa sfida tra Sassuolo e Cagliari. Continuiamo
andiamo a vivere, a vedere i numeri che ci possono anticipare un po' quello che potrà essere il match tra le due squadre, con Pisacane che ha allenato contro il Sassuolo nel match d'andata ottenendo una sconfitta, mentre il giocatore l'ha incontrato 11 volte ottenendo 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, mentre con la squadra primavera l'ha incrociato 4 volte in cui è riuscito a portar via bene 3 vittorie e un pareggio, quindi con la primavera mai battuto Pisacane contro la formazione neroverde. Fabio Grossi invece ha sfidato il Cagliari in 3 occasioni ottenendo una vittoria e 2 pareggi. I due tecnici si sono sfidati all'andata con vittoria di Grosso per 2-1, una di quelle partite che è stata ricordata all'interno della stagione come una di quelle più deludenti per quanto riguarda il gioco espresso dal Cagliari, proprio quella con il Sassuolo. Chissà che invece questa di ritorno non possa raccontarci di un match di cambiamento che possa anche dare nuova linfa alla formazione sarda per quanto riguarda la parte conclusiva del torneo. Una match che è arbitrato da Daniele Chiffi della sezione di Padova, la 126esima direzione in assoluto nella massima serie. Nelle precedenti ha maturato una media di 84 cartellini gialli a partita, con 7 doppi gialli, 18 rossi e 32 rigori assegnati, circa lo 0,25% per incontro, un rigore ogni 4 match arbitrati. La sua media in tutte le competizioni invece di 3,97 gialli e di 0,23 rigori fischiati per match. Quest'anno ha già arbitrato 11 gare in Serie A, durante le quali ha estratto 27 ammonizioni, un doppio giallo, un rosso diretto e ha segnato 2 rigori. Ha diretto il Cagliari in 9 occasioni in cui i rossoblù hanno ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Ha diretto invece il Sassuolo in 13 occasioni in cui la formazione neroverde ha conquistato 2 vittorie, altrettanti pareggi e ben 9 sconfitte, quindi diciamo non il direttore di gara più favorevole alla squadra oggi padrona di casa. Con il Sassuolo questa la squadra emiliana non ha mai vinto un match casalingo arbitrato dal direttore di gara di Padova, un pareggio e 4 sconfitte. A supporto del fischietto oggi protagonista ci saranno Cecconi e Garzelli, quarto ufficiale Massimi, al VAR ci saranno Aureliano con aiuto di Vuolo. Ci ha provato invece il Cagliari ad aiutare il proprio destino poi cercando di portarsi in vantaggio, il tentativo con la rovesciata di Esposito dopo un tiro bloccato, ma palla che è terminata alta sopra la traversa. È un Cagliari che però quando si distende sta riuscendo a essere bravo a livello di qualitativo all'interno delle sue giocate. Ancora una volta la fascia destra con Palestra sta riuscendo a dare dei grattacapi importanti alla formazione padrona di casa. Io vi ricordo che per comunicare con noi c'è il nostro WhatsApp 340 5186036 per dirci un po' come vi è sembrato questo avvio di gara per quanto riguarda il Cagliari, che comunque sta cercando di non sbilanciarsi troppo, vista la bravura anche dei padroni di casa nel distendersi rapidamente e anche le caratteristiche dei suoi uomini d'attacco, perché escluso Pinamonti, Volpato, Bairardi e Laurientè sono dotati tutti di buona tecnica e buona velocità di ripartenza, quindi non bisogna lasciarli troppi metri di vantaggio se non si vuole poi soffrire una loro possibile iniziativa offensiva. Vedremo come continuerà intanto la guardia della difesa cagliaritana, che per ora si sta facendo rispettare anche con le maniere forti, soprattutto su Pinamonti. Qualche minuto or sono Juan Rodriguez è andato a commettere un fallo abbastanza veemente, anche forse un po' generoso l'arbitro, è arrivato scomposto Juan Rodriguez, ma Pinamonti sembrava aver già giocato la palla senza che la giocata fosse influenzata dall'intervento del difensore uruguagio. Valutazioni da parte del direttore di gara che invece sono state differenti rispetto a quella appena espressa. Vedremo come continuerà, ma dobbiamo dire per ora una difesa che sta cercando in tutti i modi di evitare una possibile ripartenza. C'è stata solo un'occasione in cui il Sassuolo ha avuto campo davanti in 3 contro 3, ma un temporeggiamento ottimo di
di Mina, se non ricordo male nella circostanza, ha consentito ai compagni di rientrare e quindi di aiutare nel contenimento della squadra avversaria e della sua iniziativa. Noi siamo pronti a vivere le emozioni di Reggio Emilia e lo andiamo a fare con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 17 minuti e 50 con il Cagliari che ha concluso poco fa un'azione d'attacco, ma adesso è il Sassuolo che imposta. Il pallone ritorna su Koné che si sposta lateralmente, porta avanti la palla, la scarica a sinistra per Lorente, da questi al centro, fermato Torsveld, ritorna Lorente sul pallone, lo dà all'indietro, ancora Koné che alimenta l'azione per Lorente, che cerca stavolta il dialogo con Volpato, la chiusura di Adopo, la palla recuperata ancora da Torsveld, la chiusura anche su di lui di Zé Pedro col pallone che termina in fallo laterale, rimesso in gioco per il Sassuolo all'altezza della linea centrale del campo, nel settore di sinistra, con qualche metro guadagnato in questo caso dal difensore Garcia. Viene invitato a indietreggiare, cede il pallone quindi nella zona di Romagna, da Romagna verso destra per Ises, eccolo anche al contrario, Ises a sinistra ed Romagna a destra, col pallone ancora per Garcia che cerca il lancio su Pinamonti, che spizzica quel tanto che serve per facilitare l'intervento di Caprile. 18 minuti e 49 con la palla servita nella zona di Obert che scarica immediatamente su Juan Rodriguez, il tocco centrale a favore di Ieremia, da questi la palla a Zé Pedro che può impostare portando avanti il pallone, aspetta anche stavolta il Sassuolo, il suo pressing inizia quando ti avvicini nell'area centrale del centrocampo, la palla di Juan Rodriguez, il velo tentato da Esposito che poi non è un velo, un pallone mancato, con la palla che si perde tra le maglie difensive del Sassuolo, recuperata dal portiere, affidata ancora a Romagna, da questi a Ises che può avanzare, da questi ancora a sinistra nella zona di Garcia, attaccato in questo caso dalla palestra, Garcia indietreggia un po' impaurito, a momenti riusciva a portare via la palla, poi invece Garcia ha un buon guizzo, si volta con la palla tra i piedi e imposta la sua azione, mentre incespica dall'altra parte Volpato, tenta di partire Palestra, buono il gioco di gambe, ancora Palestra, si blocca davanti all'avversario, la palla è per Fololuscio, il tocco corto per Driola che tenta un esterno che poi è un interno, ma che comunque viene recuperata a sinistra da Obert in tempo per evitare il fallo laterale, la palla recuperata quindi ancora dal Cagliari che imposta con Gaetano, è iniziato il 21° minuto, a dopo Gaetano e quindi la palla a sinistra per Juan Rodriguez, il Sassuolo lascia fare, non cade nella trappola di farsi prendere in contropiede, aspetta che sia il Cagliari a fare la partita. Zé Pedro, il pallone per Gaetano, dentro la palla per Fololuscio, attenzione davanti al portiere, il controllo, perde l'attimo, è costretto a indietreggiare ancora Fololuscio, il cross all'interno, il colpo di testa con la palla in calcio d'angolo. Quanto ci manca un attaccante, ma di quelli di ruolo, perché anche in questo caso un attaccante vero quel pallone non lo avrebbe perso così, ma lo avrebbe calciato con tempo e determinazione verso la porta. 20 minuti e 40, ci sarà calcio d'angolo per il Cagliari, sono già 3 le occasioni in cui potevamo fare il gol e non l'abbiamo fatto. Bisogna avere gli attaccanti nel proprio ruolo, ognuno deve fare il proprio ruolo. È pronto nel frattempo per la battuta, in questo caso Esposito, si abbraccia Fololuscio e fa coppia con Torsveld, si avvicina all'arbitro e va a rimproverarli con i due giocatori che accettano il rimprovero da parte del direttore di gara, che praticamente è diventato cameraman, mi ricorda un film di molti anni fa intitolato appunto Cameraman, dove praticamente la telecamera, tutto il film veniva letto con gli occhi del protagonista. È pronto per la battuta il Cagliari, 21 minuti e 25, Esposito è attaccato alla bandierina, non parte ancora all'angolo, lo stiamo aspettando per poi cedere la linea allo studio, parte il cross all'interno, il colpo di testa con la palla ribattuta, aveva colpito di testa Mina, ma ancora una volta sulla traiettoria c'è stato qualcuno, poi un fallo, il calcio di punizione per il Sassuolo, atterrato Berardi e la linea che va allo studio. E noi ci prendiamo un attimo di pausa con la pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna.
Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre! Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole, Radio Super Sound a Suon di Gol per seguire il match del Cagliari in trasferta sul campo del Sassuolo. Punteggio ancora fermo sullo 0-0, occasioni da entrambe le parti, l'ultima raccontata dal nostro Vittorio Sanna in cronaca diretta con il colpo di testa tentato da Mina, che però è stato ribattuto dalla difesa neroverde. Un Cagliari che ci sta tentando soprattutto con le azioni da palla inattiva e si è reso pericoloso in più di un frangente. Cagliari a cui è mancato un po' di cinismo ancora una volta, è un po' la caratteristica che manca maggiormente in questo periodo dell'anno, in cui la squadra di Pisacane riesce magari anche a creare delle azioni importanti ma poi non riesce a sfruttarle a dovere. È un fattore che determina ciò, può essere anche la poca presenza di attaccanti in campo, visto che anche oggi Pisacane ha selezionato Foloruscio al posto di un attaccante di ruolo come poteva essere Kiriksoy. Vedremo se poi il turco avrà spazio all'interno della partita. Io vi ricordo che per comunicare con noi c'è il nostro WhatsApp 340 5186 036, ma per mettervi alla prova con noi invece c'è la nostra Wall Street English Football Challenge, che tra circa 5 minuti partirà e inizierà per darvi la possibilità di giocare, di vincere ogni settimana una prova gratuita presso Wall Street English. Tutto quello che dovete fare, tra poco manderemo il link sulla diretta YouTube di Vittorio Sanna e cliccare sullo stesso. In 3 minuti dopo aver lasciato la vostra mail per essere ricontattati dovrete rispondere alle 5 domande. Ogni risposta esatta sarà un gol fatto, ogni errore un gol subito. Se deciderete di non rispondere non avrete né bonus né malus. Settimana, come sapete, in palio la prova gratuita e per quanto riguarda invece la stagione è il corso presso Wall Street English. Vedremo chi riuscirà ad aggiudicarselo. Intanto ci sta provando ad aggiudicarsi un gol il Cagliari con un'azione insistita qualche minuto or sono. Esposito e Adopo, protagonisti di un fraseggio stretto tra l'uno e l'altro, più volte sono riusciti a passarsi la palla in pochi metri per cercare di scardinare la retroguardia neroverde. Alla fine ci ha provato Esposito a farsi vedere in area sul suggerimento di Foloruscio, riuscendo a superare Isdes e poi venendo fermato dall'uscita di Muric, con Esposito che si è largamente lamentato per un tocco di mano di Isdes che avrebbe favorito appunto l'uscita di Muric. Vi informeremo nel caso ci sia poi da continuare a discutere su questo episodio, perché effettivamente sembrava molto convinto Esposito del tocco dell'avversario e si è proprio fermato quasi una volta che ha visto che il pallone è impattato sulla mano, e di conseguenza poi è stato facile per il portiere emiliano andare a bloccare la sfera. Ma dobbiamo dire un po' di dubbi rimangono su quanto accaduto. Peccato, perché davvero il Cagliari
stava riuscendo a costruire delle azioni, un'azione veramente continuata e importante, quella tra Esposito e Adopo. Grande qualità anche nel ritrovarsi spesso in un fazzoletto di terreno che non era particolarmente ampio, invece con buona tecnica e attenzione si è riusciti a dialogare i due interpreti selezionati in questo inizio di partita per Pisacane. Ci troviamo oltre la metà del primo tempo e finalmente il Cagliari si sta facendo vedere con maggiore quantità di occasioni in zona offensiva, perché negli ultimi minuti sta riuscendo a trovare la quadra per un po' mettere in difficoltà la retroguardia della formazione di Grosso, e come l'azione raccontata da Esposito effettivamente ha messo tutti un po' di brividi all'interno della squadra emiliana. Noi intanto andiamo a vedere quali sono gli ex tra le due formazioni, perché ce ne sono due per parte, alcuni li abbiamo già nominati in precedenza. Nel Sassuolo presenti Walukiewicz e Romagna, due che facevano coppia quando giocavano con la casacca del Cagliari, e invece all'interno della formazione sarda Pavoletti e Mazzitelli in passato hanno vestito la casacca nero-verde, e di conseguenza anche per loro è una partita speciale. Pavoletti che tra l'altro si era fatto conoscere in Serie A proprio grazie alla maglia del Sassuolo, che poi successivamente gli ha consentito di iniziare un giro che l'ha portato fino alla sua nuova terra, ovvero la Sardegna, visto che ora è un figlio adottato dal Cagliari come uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni. E intanto aveva effettivamente ragione Esposito, perché il direttore di gara dopo la revisione VAR ha determinato la battuta dagli 11 metri, quindi fallo di mano di Isdes sul tentativo di andarsene di Esposito. Il tocco effettivamente sembrava netto e anche chiaro, che decidesse un po' le sorti della traiettoria della palla, e infatti è stato affidato il calcio di rigore al Cagliari, e quindi tra pochissimo vi informeremo su come è andata, come è stato l'esito di questa battuta, di questa occasionissima per la squadra di Pisacane, che come abbiamo detto negli ultimi minuti stava riuscendo a venire su con maggior quantità rispetto al Sassuolo, e con l'azione tra Esposito e Adopo ha messo in pratica davvero una occasione d'oro in cui i due si sono trovati alla perfezione, sono riusciti a dialogare fino a portare al controllo in area di Esposito su suggerimento successivo di Foloruscio, che ha visto il tocco di Isdes e di conseguenza il rigore assegnato alla formazione isolana, che quindi in questo primo tempo avrà la possibilità di sbloccare il punteggio con una battuta corretta da parte del suo interprete. Naturalmente vi daremo le novità riguardo a quello che sta accadendo all'interno del campo. Intanto andiamo a vedere chi non è disponibile in questa gara. Nel Cagliari non ci sono Felice Idrissi per infortunio, Dossena invece squalificato, con Gaetano e Zepedro diffidati, ma intanto è arrivato il gol del Cagliari, 1-0. Sebastiano Esposito si guadagna il rigore, va a calciarlo trovando la via del gol per il vantaggio della squadra isolana. Davvero importantissimo il gol dei cagliaritani, che con Esposito sbloccano il risultato. È un Cagliari che stava giocando meglio negli ultimi minuti e che è riuscito a sfruttare finalmente una delle sue azioni offensive migliori. Il rigore di Esposito battuto sulla destra di Muric, che aveva anche intuito la traiettoria della palla, ha toccato la sfera ma non è riuscito a mandarla fuori, e di conseguenza alla mezz'ora il Cagliari passa in vantaggio grazie a Sebastiano Esposito, 1-0 in quel di Reggio Emilia. Grande gol del Cagliari, e sono contenti anche i nostri ascoltatori, uno su tutto Riccardo, che ci ha mandato il gol direttamente dallo stadio per la gioia del Cagliari, che quindi sfrutta al massimo la battuta dagli 11 metri e riesce
riesce a trovare la via dell'1-0 con Sebastiano Esposito. È un Cagliari che ora deve sfruttare l'onda di entusiasmo arrivata dal rigore trasformato dal suo numero 94, deve cercare di continuare a far male a un Sassuolo che, se dovesse mantenere questo atteggiamento degli ultimi minuti, cioè un po' rinunciatario, un po' impaurito riguardo alle iniziative della squadra rossoblù, potrebbe davvero capitolare in maniera decisiva. Questo è un po' ciò che ci auguriamo all'interno di questo pomeriggio pre-Pasqua che ci introduce, ci fa vivere il 31esimo turno di Serie A. È iniziata la nostra Wall Street English Football Challenge, quindi controllate la diretta YouTube di Vittorio Ossanna per poter partecipare al quiz, e noi andiamo proprio da Vittorio Ossanna per farci raccontare questo match tra Sassuolo e Cagliari. Calcio di punizione battuto da Gaetano, il controcross all'interno dell'area, corretto Froluscio, la sponda di Froluscio, il pallone alzato a campanile, ma anche il fuorigioco da parte di Froluscio, e quindi il calcio di punizione per il Sassuolo. Alza il braccio Chiffi, in questo caso 32 minuti e 50 con il pallone portato avanti adesso dal Sassuolo, che tenterà di reagire al rigore subito da Esposito. Il gol sul calcio di rigore di Esposito, break però ancora di Palestra, il pallone per Esposito che si volta, cerca ancora Palestra che passa con un colpo la via, Palestra dentro l'area, il tocco all'interno e incredibilmente Deiola toglie il pallone dopo che era posizionato per battere a rete senza disturbi. Ci siamo praticamente mangiati un gol a dopo che adesso recupera il pallone dall'indietro per Ierrimina, a destra per Gaetano che tenta di ripartire. Ci siamo mangiati letteralmente un gol, perché il Deiola praticamente ha neutralizzato il possibile tiro di Adopo nel suo tentativo goffo di andare a rete, ha sbagliato clamorosamente e ha messo fuori causa anche il compagno. Ora un colpo di tacco del tutto inutile di Volpato, il pallone che ritorna all'indietro con il Sassuolo che può impostare. Speriamo di non pagare quel gol che ci siamo mangiati, ma non solo quello, anche le precedenti occasioni avute. 1-0 il punteggio, Conè al lato del compagno compare Tosbert, quindi Volpato a sinistra nella zona di Larienté che tenta di partire, serie di finte, supera stavolta Palestra, il pallone per Garcia nel duello con Zé Pedro, bravo Zé Pedro a ribattere, a recuperare il pallone e far ripartire ancora il Cagliari con Adopo per Palestra che cerca un varco, non lo trova subito, poi tenta di passare, viene strattonato, messo giù, intervento dell'arbitro e calcio di punizione per il Cagliari. 34 minuti 35 secondi in questo momento, 1-0 il punteggio, ma ci siamo mangiati letteralmente il gol del raddoppio, ce lo siamo letteralmente mangiati, lo abbiamo mangiato da soli incredibilmente. Sul cross da destra c'erano 3 giocatori del Cagliari, il primo dei quali ha messo fuori causa gli altri 2. 35esimo minuto che scorre con la palla all'indietro ora per Caprile, riceve Ierrimina che può avanzare portando il pallone in zona centrale, al suo fianco c'è Juan Rodriguez, viene servito, il controllo di Juan Rodriguez, il tocco centrale, il retropassaggio ancora per Ierrimina, all'indietro ancora per Caprile che può controllare, calciare avanti verso la linea del centrocampo dove c'è ancora una volta Palestra in zona d'attacco, Esposito che appoggia male per Adopo, pallone perso, quindi recuperato ancora da Tosverd, dato all'indietro con il controllo e il passaggio di Ises per Romagna, e poi Conè avanza palla al piede, arriva fino alla linea centrale del campo, tocca per Tosverd e poi sposta per Romagna, da questi il pallone largo ancora sulla destra a vantaggio di Valukiewicz che poi ritorna verso sinistra spedendo il pallone direttamente in fallo laterale. Non è un Sassuolo molto lucido, qui è Berardi addirittura che ha sbagliato col pallone direttamente in fallo laterale. Comunque Sassuolo 0, Cagliari 1 al 36esimo lì nello studio. E quindi un Cagliari che deve continuare a sfruttare questo buon momento della partita dopo il vantaggio firmato dagli 11 metri da Esposito, calcio di rigore trasformato dal numero 94, e gioia anche dei nostri tifosi, il fratello giusto, grande Esposito, per questo è quello che commenta il nostro Mauro da Quarto dopo l'errore tra l'altro di Pio all'interno della partita dell'Italia che ha fatto tanto discutere all'interno della settimana. È iniziata la Bundesliga, saranno ben
6 i match che seguiremo in contemporanea con il Cagliari. Si gioca tra Amburgo e Augusta, punteggio di 0-0 come tutti gli altri quando ci troviamo circa al 7° minuto dei rispettivi incontri. Anche tra Werder Bremen e Lipsia regna il pareggio, così come in tutte le altre: Friburgo, Bayern Monaco, Hoffenheim, Mainz, Leverkusen, Wolfsburg e Mönchengladbach, Heidenheim. Queste le gare che si stanno giocando per quanto riguarda il campionato tedesco. Noi invece terminiamo di raccontare quali sono i giocatori che non sono presenti all'interno di questo match tra Sassuolo e Cagliari. Nel Sassuolo indisponibili Pieragnolo, Candebolo e Fadera, mentre Doig, Fadera e Muric sono i giocatori diffidati che quindi salteranno il prossimo match per squalifica nel caso in cui dovessero essere ammoniti, in una partita che per ora non ha visto ancora neanche una ammonizione. Ci sono stati dei contrasti duri ma tutti fortuiti, quindi una gara che dobbiamo dire entrambe le squadre non stanno impostando sulla fisicità e sui duelli ma bensì più sull'ampiezza e sul tentare la giocata nell'1 contro 1, dobbiamo dire. Questo sta facendo sì che la gara sia gradevole, che entrambe le squadre cerchino di trovare delle soluzioni adatte per scardinare le rispettive retroguardie ostili. Questo un po' il sunto del primo tempo che stiamo rivivendo in quel di Reggio Emilia, con il punteggio che, lo ricordiamo, è stato sbloccato dal Cagliari grazie al rigore trasformato da Esposito per l'1-0. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questa parte conclusiva di primo tempo tra Sassuolo e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono il dottor Alberto Massidda e presso il mio studio aiuto le persone a tornare a sorridere con i denti fissi in maniera mini-invasiva grazie alle più moderne tecnologie, anche in sedazione cosciente. Se ti mancano uno o più denti, ma la paura del dentista ti blocca, l'implantologia computer guidata di White Cagliari potrebbe fare al caso tuo. Ci trovi a Cagliari Pirri, in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema, fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Stiamo seguendo la parte conclusiva del primo tempo tra Sassuolo e Cagliari, punteggio che come sappiamo è stato sbloccato dalla formazione ospite 1-0 grazie al rigore trasformato da Esposito intorno alla mezz'ora, ma è un Cagliari che riesce a essere propositivo e pericoloso all'interno di questo primo tempo. Anche qualche minuto fa lo stesso Esposito ha lanciato
palestra nella corsa, con l'esterno rosso-blu che sta vincendo di gran lunga il duello con Garcia, che l'ha visto protagonista per tutto il primo tempo. In questo caso Garcia è riuscito almeno a metterci una pezza mettendo in fallo laterale, ma davvero Palestra si stava un'altra volta liberando e stava creando l'ennesima opportunità per il Cagliari. È cambiato uno dei punteggi in contemporanea con la partita della squadra rossoblu. Si tratta della gara tra Hoffenheim e Mainz, 0-1 per il Mainz, che quindi passa in vantaggio e sblocca di fatto la Bundesliga e i 6 incontri in contemporanea che si stanno giocando in Germania. Un po' un miraggio per quanto riguarda invece il campionato spezzatino italiano, che non regala praticamente mai questo tipo di occasioni. Ha provato a concludere verso la porta il Cagliari, c'è riuscito De Iola, ma la sua conclusione è risultata troppo centrale in un'azione sulla sinistra davvero interessante da parte della formazione rossoblu, con Esposito protagonista in più di un frangente, è riuscito a collegare molto bene la transizione tra Obert e De Iola al centro. Magari sembrava volesse anche la palla, invece il numero 14 ha preferito andare sul sinistro e tentare il tiro potente verso la porta, trovando però l'attenta risposta di Muric, che è riuscito a bloccare il pallone. Cambia un altro dei punteggi in Bundesliga, un altro gol in trasferta e stavolta è quello dell'Ipsia sul campo del Werder Brema, 0-1 il risultato quando siamo arrivati intorno al quarto d'ora, e quindi seconda gara che cambia all'interno del campionato tedesco, mentre qualche minuto fa si è lamentato Mina per un fallo che l'arbitro gli ha fischiato al limite dell'area su Torsvert, dobbiamo dire abbastanza irruento ieri Mina nella circostanza, è andata a franare direttamente sull'avversario. Sembrava ci fossero pochi dubbi riguardo alla decisione dell'arbitro oggi indicato per appunto tenere l'ordine all'interno di questa gara, ovvero Daniele Chiffi della sezione di Padova, che per ora non si è fatto notare per particolari atteggiamenti né da una parte né dall'altra. Non ha visto inizialmente il rigore che poi è stato assegnato al Cagliari, ma grazie all'aiuto del VAR fortunatamente è riuscito a dare la giusta decisione con l'assegnazione del tiro dagli 11 metri per la formazione isolana. Ancora spettacolo in Bundesliga, perché un nuovo gol è arrivato, quello del Mönchengladbach in casa contro l'Edenheim, e a passare in vantaggio è stato anche il Wolfsburg sul campo del Leverkusen in modo inaspettato. Davvero pioggia di gol tutte insieme per quanto riguarda il campionato tedesco, e si muovono i risultati in questo pomeriggio soleggiato che ha visto intanto qualche minuto or sono il Sassuolo al tiro su una punizione scaturita proprio da quel fallo di Mina di cui vi abbiamo raccontato. Tiro a giro di Laurienté, che sembrava sinceramente essere stato toccato e alzato sopra la traversa da Caprile, ma Chiffi non è stato dello stesso avviso, così come i suoi assistenti, che hanno assegnato poi la rimessa dal fondo. Cioè, sta di fatto che c'è stato un tentativo pericoloso da parte di Laurienté su calcio piazzato, un destro a giro con la qualità che contraddistingue l'esterno della formazione di casa. Noi siamo pronti a vivere la parte conclusiva di questo primo tempo e lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. È il Sassuolo che tiene il pallino del gioco in questo finale, quando scocca il 45esimo minuto, 3 minuti di recupero con il Sassuolo che attacca la palla a sinistra, ribattuta da Zé Pedro in fallo laterale, va tentato ancora una volta di passare, in questo caso Garcia, il passaggio all'indietro ancora di Garcia per l'impostazione del Sassuolo, limite dell'area, il tocco per Torsvert, il pallone inutile che Zé Pedro va a toccare regalando un calcio d'angolo al Sassuolo, una palla innocua destinata al fondo che Zé Pedro ha toccato, nessuno lo ha avvertito del fatto che la palla potesse essere lasciata, e regaliamo quindi un calcio d'angolo al Sassuolo nel primo dei 3 minuti di recupero. Tutto pronto per lo spiovente dalla destra della porta di Caprile, si scaldano diversi giocatori del Sassuolo da una parte e del Cagliari dall'altra, parte il cross di Volpato, la girata con la palla murata
ed è andato Berardi probabilmente a concludere, ancora il pallone alzato a campanile, pericoloso il Sassuolo in questo finale su un calcio d'angolo che non doveva essere concesso dalla Cagliari, pallone che ancora rimane ai padroni di casa che insistono in questo finale di tempo, ancora 2 minuti da giocare, è Romagna che da sinistra per Conè ancora a sinistra verso Volpato che parte da lontano, Volpato che punta l'avversario, cerca una serie di dribbling, alla fine perde il pallone, lo recupera per un attimo dopo ma lo riperde, quindi ancora il Sassuolo, limite dell'area, Torsveld tenta di passare, si lascia andare Torsveld, c'è il fallo di Esposito secondo l'arbitro e quindi il calcio di punizione. 90 secondi ancora di sofferenza inutile del Cagliari in questo frangente, con calcio di punizione assegnato alla squadra del... si è tuffato lateralmente, si è letteralmente tuffato in questo caso Torso, non capisco cosa possa aver visto l'arbitro, forse è De Iola che lo ha toccato quando ancora stava per partire, perché non mi è parso assolutamente che Esposito sia arrivato neanche a contatto. Sta di fatto che nell'ultimo minuto dobbiamo soffrire ancora, nell'ultimo minuto del primo tempo, per questo calcio di punizione che prepara Garcia insieme a Berardi, i due sono sul pallone, insomma all'altezza dei 30 metri, Berardi che prende la rincorsa per tentare probabilmente lo spiovente, parte invece il passaggio rasoterra dall'altra parte con il tentativo ancora di affondo, il cross con la palla ribattuta da Fololuscio, la palla ancora nei piedi ai giocatori del Sassuolo che insistono, Fololuscio che riesce però finalmente ad arginare l'azione e a permettere il rinvio sul quale si porta in questo caso Esposito, la palla esce in fallo laterale, la rimessa in gioco è per il Sassuolo, 47 minuti e 40 in questo secondo tempo, sul cross c'era stato il braccio di Fololuscio che era attaccato al corpo, quindi assolutamente inutile chiedere il calcio di rigore in questo caso, pallone ancora giocato dal Sassuolo in questo finale, sta giocando palla più in questi ultimi 3 minuti di recupero che in tutto il resto della partita, ma può essere anche un avviso per il Cagliari per il secondo tempo e forse anche un rimprovero per quel gol del raddoppio che avrebbe potuto siglare e non ha siglato. Finisce il primo tempo, il Cagliari va a riposo con un gol di vantaggio, ripeto, potevano essere a mio giudizio poteva essere qualcosa in più rispetto all'unico gol che abbiamo firmato e sarebbe stato un cospicuo bottino in vista del secondo tempo, perché sappiamo che le partite non hanno un copione che viene sempre seguito, molte volte cambiano e quando tu hai le occasioni le devi mettere a rete. È proprio così, questo è un po' quello che ci portiamo via dalla prima frazione della partita, un match comunque divertente tra le due formazioni, un po' di nervosismo nel finale come stavo uscendo tra Volpato e Mina, probabilmente non piace proprio il difensore colombiano agli avversari che incontra all'interno della Serie A, e comunque un Cagliari positivo in questi primi 45 minuti che ha fatto più di un'occasione la partita, è riuscito a essere maggiormente propositivo e Palestra non l'hanno praticamente mai arginato all'interno di questo primo tempo. Sì, assolutamente sì, ma come ho detto, quando tu hai un dominio di questo tipo nei contenuti, il risultato non può essere un 0 su rigore, deve essere qualcosa in più. Noi continuiamo ad avere dei giocatori che interpretano la parte, cioè nel senso che abbiamo dei buoni idraulici che fanno i falegnami, nel senso che dobbiamo avere gli attaccanti nel ruolo degli attaccanti, i centrocampisti nel ruolo dei centrocampisti e via dicendo. In questo momento del campionato noi stiamo proponendo molti giocatori adattati, fuori ruolo si usa dire, che quando poi hanno i palloni per poter interpretare secondo quello che dovrebbe essere il mestiere della squadra e non riescono a farlo, lo fanno comunque da come hobby, non lo fanno come una sorta di hobby che ti concedi, cioè ogni tanto fai l'attaccante ma non lo sei, e da questo punto di vista purtroppo paghiamo, perché un primo tempo di questo tipo con i contenuti che sono stati, a mio giudizio va a finire almeno con un altro gol di vantaggio. Sì, le occasioni sono state tante, una su tutte quella non sfruttata sia all'inizio da dopo, che comunque si è riuscita a liberare in un fazzoletto sul suggerimento da calcio di punizione, sia poi quella soprattutto che citi, che hai messo in evidenza, quella che ha visto il tocco di De Iola, ha tentato un tacco al volo al posto di lasciare scorrere il pallone. Pensi che lì ci sia stata più una volontà di De Iola nel voler fare forza la giocata, o anche una mancata comunicazione dei parti dei compagni del fatto che comunque fossero liberi dietro di lui?
Secondo me è una mancata comunicazione, cioè lì basta utilizzare il sardo, nel senso che devi insegnare il sardo ai ragazzi che giocano al Cagliari, così puoi comunicare senza che gli altri ti capiscano e la certezza che chi sta parlando con te è un tuo compagno. Sono piccoli accorgimenti anche questi che secondo me bisogna prendere in considerazione. Sì, sarebbe stata un'ottima tecnica, anche perché lì davvero si trovavano 3 giocatori del Cagliari completamente soli che avrebbero potuto indirizzare il pallone in porta. Comunque primo tempo positivo. Chi è il giocatore che ti è piaciuto di più all'interno di questi primi 45 minuti? Sì, Palestra ha fatto un ottimo primo tempo, decisamente Palestra all'ultimo primo tempo, non mi è dispiaciuta dopo, se non almeno quando ha fatto il suo ruolo. Diciamo che un po' tutti quando hanno fatto il loro ruolo sono andati bene, quando si sono ritrovati a dover interpretare ruoli non loro sono andati un po' in difficoltà, quindi insisto nel dire che noi non dobbiamo andare al tiro con Adopo, non dobbiamo andare al tiro con Deiola dentro l'area, cioè ognuno il suo ruolo. Poi possono essere loro bravissimi a segnare, ma ripeto, a ciascuno il proprio ruolo. A mio giudizio a noi mancano un po' di attaccanti di ruolo in questo momento, perché giochiamo con Esposito seconda punta che fa la prima punta, con Fololuscio che è un esterno, anche se offensivo, che fa però il secondo attaccante senza esserlo. Insomma, abbiamo un po' di ruoli adattati a quella che è la situazione. Avevi un po' paura della difesa a inizio partita, come ti sono parsi in questi primi 45 minuti? Buoni anche perché non ho visto brillantezza nelle giocate del Sassuolo. Siamo stati bravi a arginare prima di mettere in movimento gli attaccanti, quindi diciamo che non c'è mai stato forse il bisogno di dover vedere all'opera nell'1 contro 1 i nostri difensori, perché gli attaccanti del Sassuolo poche volte hanno avuto la possibilità di poterlo fare questo, quindi decisamente bene. Mi è piaciuto anche Mina comunque in determinate chiusure, perché ha fatto un po' il libero in certe situazioni, quindi tenendo bene la posizione, è andato sulle linee di passaggio recuperando il pallone. Per adesso devo dire abbastanza bene. Qualche fallo inutile, il fallo inutile a un certo punto di Juan Rodriguez, che è andato troppo veementemente su un compagno, cioè molte volte dobbiamo valutare a fondo se arrivare così in modo così aggressivo sull'avversario, oppure se possiamo anche evitare avvicinandoci e basta all'avversario, perché tanto non hanno la possibilità di andare via. Fare un fallo in quella situazione molte volte è permettere a un giocatore che non ha soluzioni di trovare la soluzione migliore. E a volte sì, sarebbe meglio essere un pochino più accorti all'interno dei tackle che si scelgono di adoperare. Comunque un primo tempo deciso dal gol su calcio di rigore di Sebastiano Esposito, che si è anche procurato il tiro dagli 11 metri. Come valuti la sua partita? È stata positiva in questi primi 45 minuti? Sì, è stata positiva, che ha dialogato bene anche con Palestra, ha avuto qualche altra occasione che forse poteva utilizzare meglio, ma decisamente al di sopra della sufficienza. Ripeto, non è una prima punta, ha tentato di interpretarlo, è riuscito anche in questa interpretazione ad avere la possibilità di andare a rete, si è procurato il rigore, quindi decisamente bene. Considerata la difficoltà di interpretare un ruolo non suo, qualche punto anche in più, quindi bene Esposito. Pensi, visto che comunque questa mancanza di peso offensivo un po' si è fatta sentire, visto che anche la partita magari se l'aspettava maggiormente di rincorsa Pisacane, per questo ha messo Foloruscio e Esposito, quando in realtà poi gli spazi ci sono stati, ci sarebbero stati anche per un Kilixoi. Vedi un suo ingresso in campo prossimo all'interno del secondo tempo? Io dico che è arrivato il tempo di far giocare finalmente gli attaccanti che tornano. Ne hai 4 in panchina che sono pronti a fare la prima punta, perché hai Kilixoi, non so se è pronto, ma c'è anche Borrelli, non so se è pronto, ma c'è anche Belotti, ma stiamo ormai andando verso il recupero totale, oltre a Paul Mendy, che è l'altro giocatore che puoi assolutamente mettere in campo. Quindi io credo che, essendoci giocatori che possono farlo quel ruolo, è preferibile metterli in campo e cercare di ciascuno al suo posto. Ripeto, se io ho un problema con il lavandino non chiamo l'elettricista. Mi sembra anche la scelta corretta da fare se si vuole raggiungere l'obiettivo di riparare poi effettivamente il suddetto lavandino. Vedremo quali saranno le scelte di Pisacane all'interno del secondo tempo. Pensi che il Grosso invece, visto in questi primi 45 minuti, metta a mano alla sua formazione?
Non è che abbia molte alternative, è quello che guardavo, cioè ha messo in campo già il suo potenziale d'attacco. In panchina degli attaccanti a Favera, ha ancora Nzola e ha Luca Molo. Queste sono le possibili alternative, quindi non so se valgono i titolari. Quindi sì, potrebbe mettere sicuramente, potrebbe invece cercare di potenziare il centrocampo, che ho visto un po' in difficoltà nel recupero palla, e quindi non è escluso che magari rimetta mano a Matic, che era dato come potenziale titolare, per togliere Volpato, che è un passo un po' evanescente. Cioè molte volte conviene togliere invece che aggiungere, se per caso poi ciò che aggiungi crea confusione, e forse serve più un giocatore d'ordine al centrocampo di quanto possono servire gli attaccanti, che non hanno avuto modo di mettersi in evidenza, forse anche per mancanza di spazio. Pinamonti praticamente si è visto solamente per le zuccate e i colpi che ha preso e che ha dato. Lorientè ha iniziato bene, ma poi si è quasi del tutto spento nella corsia di sinistra. Berardi il fantasma del giocatore che conoscevamo, almeno per ora, e speriamo che lo rimanga. Speriamo proprio di sì, speriamo. Vedremo se sarà così. Anch'io stavo pensando proprio a un cambio di Volpato, che mi è parso proprio quello che ha toccato meno, ha fatto meno all'interno dei primi 45 minuti, e chissà che non possa riprendere un po' le chiavi del centrocampo il Sassuolo con Matic, nonostante poi comunque abbia un possesso palla che sia leggermente superiore rispetto a quello del Cagliari. A proposito del centrocampo, riguarda quello cagliaritano, mi hai detto che ti è piaciuto molto dopo. Gaetano invece come si sono parsi questo? Anche Gaetano ha giocato bene, ha giocato molto bene, è andato a recuperare tantissimi palloni. Sembra quasi che la presenza di De Jola, non il De Jola che tocca il pallone, ma il De Jola che si muove insieme ai compagni, dia maggiore serenità all'intero reparto, anche perché De Jola risulta essere, insieme all'Osso Gaetano, uno di quelli che ha corso di più in questo primo tempo, e quindi probabilmente la sua presenza dà equilibrio per quanto riguarda soprattutto l'idea di protezione alle spalle, e quindi con la licenza di poter giocare con maggiore serenità. Forse è questa la ragione per la quale la presenza di De Jola molte volte è importante. Può essere anche un fattore di carisma, visto che comunque è il capitano del Cagliari, è uno che è particolarmente anche vocale, particolarmente innamorato di questi colori, quindi può dare anche maggior voglia, maggior grinta ai suoi compagni all'interno del rettangolo verde. Bene, questi sono gli argomenti del primo tempo. Intanto il nostro Mauro Laquarto ci tiene a farti sapere, è assolutamente estasiato dalla tua metafora riguardante l'idraulico e l'elettricista, gli è piaciuta parecchio, e quindi vi racconto un aneddoto. Si diceva, per prendere in giro un personaggio di quando ero piccolino, di quando ero ragazzino, che c'era questo idraulico praticamente, che ogni volta che interveniva a casa di qualcuno praticamente accendevi la luce e praticamente apriva il rubinetto, quindi intrecci particolari. Esatto, è un bel modo per far capire il concetto. Su questa metafora noi ci prendiamo un attimo di tempo, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo per il secondo tempo tra Sassuolo e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni.
Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi, ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema, fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Non è ancora iniziata la gara tra Sassuolo e Cagliari, che tra pochissimo torneranno in campo per darsi battaglia nel secondo tempo di questo 31esimo turno del campionato di Serie A. Primo tempo che si è concluso con l'1-0 per i rossoblù grazie al rigore trasformato da Sebastiano Esposito intorno alla mezz'ora, rigore che lo stesso Esposito si era procurato all'interno dell'area della squadra neroverde con il contatto della mano di Isdes che ha portato alla battuta dagli 11 metri. Siamo in collegamento con il nostro Vittorio Ossana. Tra pochissimo le squadre torneranno in campo per la ripresa e vedremo se ci saranno stati cambi all'interno delle due formazioni. Foloruscio invece come lo valuta all'interno del primo tempo, lui che ha servito poi il passaggio che ha scaturito poi il rigore di Esposito? Non male, ma sempre con la stessa condizione che ho detto prima, cioè anche lui in un ruolo in cui si presta per interpretarlo e quindi con qualche carenza strutturale rispetto a quella che è la possibile interpretazione. Si è impegnato, ha fatto del suo meglio, è riuscito anche in qualche buona giocata, ma ripeto, se noi avessimo ogni ruolo coperto da un giocatore che quel ruolo lo sa interpretare, sarebbe un'altra minestra, cioè nel senso che in questo momento stiamo giocando con diversi giocatori forse fuori ruolo, un po' per bisogno, un po' in attesa del ritorno di qualche calciatore, però di fatto questo si è visto nelle ultime settimane e si vede anche quest'oggi. Forse quest'oggi meno, perché stiamo compensando con una partita dove non è mancato l'impegno, dove i giocatori si sono adattati e dove il Sassuolo è stato limitato, non so solamente se per causa loro o per merito nostro, ma di fatto è stato limitato. E speriamo di poterlo continuare a limitare anche nel secondo tempo. Per quanto riguarda questo incontro, Vitto, le squadre stanno tornando in campo, sembrerebbe così? No, ancora non ancora, non vedo movimenti in questo senso. Sono pronti alcuni, ma molti stanno ancora bevendo il tè. Effettivamente poi sì, sono quelli che bevono il tè con i biscotti, quello senza biscotti, quindi questa è la ragione, quindi bisogna aspettare. Tè caldo per diligenti, rimpinzare la pancia riguardante per il secondo tempo di questa partita. Vedremo se otterranno delle nuove energie che non sono sicuramente mancate al Cagliari, che ha sofferto in 2 o 3 occasioni in particolare, ma effettivamente poi è riuscito a non far tirare praticamente mai il Sassuolo da dentro l'area. Le azioni più pericolose sono state quella riguardante la punizione di Laurienté e forse il tiro di Tors Vertalto, Vitto. Sì, sono queste delle occasioni, peraltro il tiro di Tors anche all'inizio della partita, quindi relativamente in avvio di match. Abbiamo sofferto all'inizio e abbiamo sempre sofferto meno col passare dei minuti. Ripeto, è un primo tempo dove ci manca un gol. E bisognerà farlo in questa ripresa che tra pochissimo vivremo. L'ultima domanda per quanto riguarda questo intervallo riguarda il ritorno in campo di Obert sulla fascia sinistra. Abbiamo parlato che proprio in quella fascia ci sono state le maggiori defezioni. Sta riuscendo comunque a essere una valida alternativa il giocatore slovacco? Ma Obert cresce veramente campionato dopo campionato e dimostra di essere un calciatore che ha una mentalità decisamente vincente, perché è quella di non limitarsi a fare quello che sa fare, ma di proiettarsi sempre a nuove capacità. Quindi devo riconoscere che abbiamo a che fare con la mentalità giusta di un calciatore. Ecco, se io dovessi identificare tra i giocatori del Cagliari quello che vedo costantemente in crescita, lui è uno di questi, è forse il più capace di farlo.
E bravo quindi Robert, noi con il nostro Vittorio Sanna ci sentiamo tra pochissimo per la cronaca in diretta. A tra poco. E quindi torneremo al nostro Vittorio per vivere le emozioni dell'incontro, una gara che tra pochissimo tornerà a dar battaglia tra le due formazioni scelte dai rispettivi mister. Sono cambiati tanti punteggi in Bundesliga, ovvero delle partite scoppiettanti tra Amburgo e Augusta. Ci troviamo adesso sul punteggio di 1-0 per la formazione in trasferta, e ha pareggiato invece sul proprio campo l'Hoffenheim contro il Mainz, 1-1 il risultato, mentre tra Leverkusen e Wolfsburg ci eravamo lasciati sullo 0-1 per gli ospiti. Ora siamo sull'1-2 per il Wolfsburg, che tra l'altro potrà sfruttare anche un rigore nei prossimi minuti. E infine nella gara che vede contrapposte Mönchengladbach e Heidenheim, vi avevamo raccontato il vantaggio della squadra del casa. Ha pareggiato l'Heidenheim, quindi davvero tanto spettacolo in questa giornata di Bundesliga, in cui l'unica partita che ancora non si è sbloccata, per assurdo, è quella che vede protagonista il Bayern Monaco, che al 38esimo si trova 0-0 sul campo del Friburgo. Questo è quello che sta accadendo all'interno del campionato tedesco. Noi invece andiamo a introdurre quello che sarà il campionato italiano, il 31esimo turno per la precisione, con la sfida che si giocherà alle 20:45 della giornata di oggi, quella che vede contrapposte la formazione della Lazio con il Parma, due squadre che stanno vivendo dei momenti altalenanti. Decisamente meglio la Lazio, che nonostante le tante difficoltà per il fatto che la squadra sia abbastanza corta, sta riuscendo a ottenere davvero delle vittorie di tutto rispetto. Lazio che si trova in un filotto di successi, 3 vittorie consecutive, tra cui figura anche il Milan, oltre al Sassuolo con cui sta giocando il Cagliari oggi. Parma invece che ha perso le ultime partite con il Cremonese e Torino, e 2 pareggi con Fiorentina e Cagliari. Diciamo che la squadra crociata, dopo aver vinto con il Milan, essersi allontanata notevolmente dalla zona più calda, ha un po' mollato la presa, e infatti si trova a 34 punti, ancora a distanza di sicurezza dalla retrocessione, ma dobbiamo dire nelle settimane precedenti non stava vivendo un momento eccelso, quindi vedremo chi avrà la meglio. Una Lazio che comunque si trova all'8° posto in classifica con 43 punti, lontanissima da qualsiasi ambizione europea, perché il posto più vicino è quello occupato dalla Roma con 54 punti. Potrebbe esserci un 7° posto a seconda della vincitrice della Coppa Italia, che comunque dista ben 7 lunghezze rispetto alla squadra di Maurizio Sarri. Questo quindi il sentimento, l'umore prima della partita tra Lazio e Parma, che si giocherà stasera alle 20:45. Vedremo chi riuscirà a uscire vincitore. Nel caso di sconfitta, Parma che potrebbe ritrovarsi nuovamente invischiato all'interno della zona salvezza, in una volata finale che vedrà protagoniste, sembrerebbe parecchie squadre, almeno vedendo i risultati e vedendo la distanza dei punti che ci sono tra una compagine e l'altra. Noi siamo pronti a vivere le emozioni della ripresa e lo facciamo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Sì, c'è un dubbio, un fallo, ancora una volta irruento di Juan Rodriguez, nettamente fuori dall'area. Non capisco le proteste, ma anche in questo caso irruento e forse anche poco vero, perché è andato sul pallone. Sta di fatto che c'è un calcio di punizione insidiosissimo per il Sassuolo vicino al vertice dell'area. L'intervento di Juan Rodriguez era nettamente sul pallone, non c'era assolutamente fallo, ma questa è un'occasione per Berardi, che posiziona con cura il pallone vicino al vertice dell'area. La difesa del Cagliari, la barriera, in questo caso un Caprile che si preoccupa di piazzare una serie di uomini, invita dopo a spostarsi verso l'interno, ancora così, stop così, insieme a lui ci sono Deiola e Floluscio piazzati sul pallone. A calciare invece c'è Berardi, come abbiamo detto, ma insieme a lui anche un altro giocatore, mentre Berardi deve rispostare il pallone perché lo ha portato verso l'interno, l'arbitro gli dice di riportarlo indietro. Caprile è costretto nuovamente a verificare la posizione della barriera sulla base del pallone. Non ci sono novità, mentre l'altro giocatore che si prepara è il giocatore numero 45. Si tratta, per la precisione, del difensore, tiro che viene calciato col pallone che si impenna e viene forse
non viene salvato dal calcio d'angolo perché aveva colpito un giocatore del Cagliari. Laurentier, l'altro giocatore che era piazzato sul pallone. Sta di fatto che la punizione di Berardi è stata toccata dalla barriera, si è impennata e poi Caprile non è riuscito a tenerla in campo, quindi si ricomincerà con un altro calcio d'angolo. 49 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo, con il Sassuolo che è iniziato un po' più in avanti rispetto al primo tempo, con il Cagliari che finora non si è affacciato per niente dalle parti della squadra avversaria. Ora allontana il pallone in mina di testa, fuori area, il tiro e il gol. Il tiro e il gol del Sassuolo che pareggia. Pallone controllato all'esterno dell'area col sinistro da parte del giocatore numero 25, 23 Garcia, rasoterra che si è infilato in rete. Ed eccolo il gol che ci mancava, quanto ci sarebbe stato utile. Il sinistro di Garcia da fuori area che ha attraversato tutto lo specchio della porta e si è infilato in rete per il gol del pareggio da parte del Sassuolo. Pallone riempito centralmente da il colpo di testa di Yerry Mina. Anche questa è una cosa che non dovrebbe capitare mai. E conclusione laterale angolatissima da parte di Garcia con la palla che si è infilata in gol. Attenzione, perché bisogna vedere la posizione di chi c'era al centro dell'area, se erano tutti giocatori del Cagliari o se c'è qualcuno che ha ostruito la possibilità del vedere la palla. C'è Caprile che infatti no, ma il gioco è ricominciato. 1-1 quindi il punteggio, la linea che torna allo studio. E quindi il gol del Sassuolo è 1-1 tra appunto la squadra emiliana e il Cagliari. Il gol di Garcia, tanti di uomini che si trovavano nei pressi di Caprile e sinceramente mi sarei aspettato un check un po' più lungo riguardo a questa situazione, perché Caprile si vede proprio che parte in ritardo rispetto al tiro di Garcia e c'erano ben 3 giocatori con la maglia nero-verde all'interno dell'area. Di fatto il VAR non ha valutato la loro posizione come incidente riguardo poi il proseguo dell'azione. Quindi Cagliari che deve rifare tutto. 1-1 del Sassuolo in avvio di ripresa su calcio d'angolo, la respinta centrale di mina di testa e con il giocatore esterno della formazione di Grosso Garcia che è stato molto bravo a stoppare il pallone e mandarlo all'angolino, riuscendo a superare Caprile con una conclusione non potentissima ma parecchio precisa, impossibile da intercettare. Effettivamente poi rivedendo anche il tiro da dietro non sembrerebbe esserci alcun giocatore del Sassuolo nella traiettoria di vista di Caprile e di conseguenza gol regolare. Ci ha provato De Iola a riportare in vantaggio il Cagliari. Bella la trama della formazione isolana con il passaggio in verticale che ha visto lo scatto del numero 14 che si trovava nel duello col diretto avversario. E qua torniamo al discorso fatto dal nostro Vittorio Sano all'interno dell'intervallo: non devono capitare a De Iola questo tipo di situazioni, perché poi il tiro del numero 14 non è stato eccelso, anche disturbato dal giocatore opponente. La palla è stata facilmente controllata uscire da parte di Muric senza che ci siano state deviazioni e quindi rimessa dal fondo per il Sassuolo qualche minuto or sono, col tentativo ancora una volta di De Iola. Ma ci vuole qualcuno che quando ha le occasioni per far male deve riuscire a mettere dentro il pallone. Ci vogliono degli attaccanti di ruolo, uno su tutti potrebbe essere Chirixoi e chissà che proprio De Iola non possa lasciargli spazio se Pisacane volesse mantenere il peso offensivo, lasciando all'interno del campo un giocatore che invece solitamente gioca a centrocampo come Foloruscio. Questi sono i temi e vedremo come risponderà l'allenatore del Cagliari all'interno di questa ripresa, visto che tra pochissimo dovrebbero arrivare le prime mosse dalla panchina, e visto anche che nel secondo tempo per ora non aver fatto mosse ha portato invece il Sassuolo a trovare la via del pareggio grazie al gol di Garcia. Continuiamo noi intanto a introdurre quello che sarà il 31esimo turno del campionato di Serie A, con la sfida che si giocherà nella giornata di Pasqua alle 15 tra Cremonese e Bologna, una gara importantissima per quanto riguarda la parte bassa della classifica, visto che la Cremonese
Cremonese in questo momento insieme a Lecce si trova all'interno del terzultimo posto in campionato e di conseguenza un suo risultato potrebbe far variare la quota salvezza rispetto a quella attuale di 27 punti. Una Cremonese che sfiderà quindi tra le mura amiche il Bologna, un Bologna come sempre altalenante, ha perso l'ultima con la Lazio e ha vinto la precedente con il Sassuolo, ma comunque o vince o perde la squadra rossoblu, che si trova nelle ultime 5 partite a aver ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte dopo un periodo decisamente più negativo di questo altalenante appena descritto. Cremonese invece che si trova in un periodo davvero brutto, almeno ci si trovava fino all'ultima giornata, in cui la cura al Giampaolo ha dato immediatamente i suoi frutti dopo l'esonero di Davide Nicola e sono arrivate i 3 punti con la vittoria in trasferta nel match salvezza con il Parma, che ha rilanciato le speranze di una Cremonese che era scivolata in maniera a picchio verso la retrocessione, che ora con questa vittoria ha riagganciato il Lecce e ha rimesso dentro anche Cagliari e altre squadre che pensavano invece di essere più sicure riguardo al futuro della lotta salvezza. Questo quindi quello che ci dobbiamo aspettare da Cremonese e Bologna, che si daranno battaglia nella giornata di domani pomeriggio. Vedremo chi riuscirà a ottenere i 3 punti, se non arriverà naturalmente un pareggio. Ancora gol in Germania, solamente in una partita, ma in quella in cui si è segnato maggiormente, che ci troviamo praticamente al tramonto del primo tempo per quanto riguarda la Bundesliga. Ha segnato il Leverkusen riavvicinandosi nuovamente al Wolfsburg. Al 49esimo ci si trova sul 2-3 per il Wolfsburg in trasferta, con il Leverkusen che quindi è tornato a -1 dagli avversari, e vedremo se nella ripresa o in questo finale riuscirà a pareggiare i conti. Ha provato invece a farsi vedere in avanti il Cagliari, il lancio, se non sono visto male, di Gaetano per l'inserimento di Palestra era coi conti giusti, visto che il guardalinee non ha alzato la bandierina. Il controllo però dell'esterno cagliaritano non è stato abbastanza qualitativo per mantenere la sfera in suo possesso, e l'uscita di Muric ha consentito al Sassuolo di sventare il pericolo. Ma è un Cagliari che gli spazi li ha, deve solo sfruttarli con maggior cinismo, maggior convinzione dei propri mezzi e magari con qualche interprete di ruolo in zona offensiva che abbia le qualità, le caratteristiche per sfruttare al massimo ogni minima occasione che gli viene presentata. Vedremo se sarà così, vedremo se ci saranno cambi che porteranno a questo tipo di condizione, un po' quello che ci auguriamo per un secondo tempo che per ora ci ha consegnato solamente il gol del Sassuolo. Ci manda dei vocali il nostro Luigi, ma noi non possiamo ascoltarli, quindi se vuole comunicare con noi al 340 5186 036 su WhatsApp ci scriva il dottor Luigi. Vedremo cosa ha da dire riguardo a questa partita, una gara ancora viva, comunque 1-1 tra le due formazioni, con un Cagliari che sta cercando di riportarsi in vantaggio dopo la condizione sprecata visto il gol subito da Garcia. Ci auguriamo che lo possa fare nei prossimi minuti con la qualità degli uomini che possiede. Noi siamo pronti invece a prenderci un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi Sassuolo Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna.
Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi, ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema, fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Sono il dottor Alberto Massidda e presso il mio studio aiuto le persone a tornare a sorridere con i denti fissi in maniera mini-invasiva grazie alle più moderne tecnologie, anche in sedazione cosciente. Se ti mancano uno o più denti, ma la paura del dentista ti blocca, l'implantologia computer guidata di White Cagliari potrebbe fare al caso tuo. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol, stiamo seguendo il match tra Sassuolo e Cagliari qui su Radio Super Sound, punteggio di 1-1 al rigore nel primo tempo trasformato da Sebastiano Esposito, ha risposto Garcia dopo 5 minuti nella ripresa, quindi condizione di equilibrio ristabilita. Adesso ha provato a smuovere un po' gli equilibri in campo, Grosso che è stato il primo a mettere mano alla formazione, fuori Volpato e Romagna e al suo interno Matic e Koulibaly, messo un giocatore più d'ordine ovvero Matic all'interno del campo per un trequartista come Volpato e messo invece un interprete di fascia come Koulibaly rispetto a un giocatore molto più solido, molto più centrale come Romagna. Vedremo come cambieranno gli assetti all'interno del rettangolo verde dopo queste scelte da parte del mister del Sassuolo. C'è stato uno scontro intanto qualche minuto or sono tra il neoentrato Koulibaly e Foloruscio, se non ho visto male, con il giocatore del Cagliari che è rimasto a terra insieme all'avversario. Koulibaly è appena entrato, scontro duro, non ci sono state grandi occasioni da moviola all'interno di questa partita, ma ogni qualvolta i giocatori sono andati a contatto sono finiti con le ossa rotte. Davvero intensa l'intenzione appunto di tutti e due le formazioni. Ci scrive il nostro ascoltatore direttamente dal Messico che segue come sempre le partite dei rossoblù, ovvero Mauro. Gli mandiamo un grande abbraccio. Ciao ragazzi, veramente non si può più vedere Foloruscio punta, dentro Chili a supporto del Gallo subito e Folo nel suo ruolo naturale. Effettivamente potrebbe essere una soluzione valida questa proposta dal nostro amico, che ci manda anche un salutone da Querétaro. Grande Mauro, gli mandiamo un abbraccio. Vedremo se Pisacane darà ragione al nostro ascoltatore, perché effettivamente un ingresso di Kilixoi potrebbe davvero dare una spinta in più al Cagliari, che sta andando a folate insieme al Sassuolo. Entrambe le formazioni si cercano di attaccare a tempi alterni senza grandissime occasioni, e intanto però la partita negli minuti passati è rimasta ferma, perché comunque Koulibaly è rimasto a terra, ha subito un colpo in testa, di conseguenza non si può neanche spostare rispetto al rettangolo verde finché non verrà dato l'ok da parte dello staff medico, con naturalmente Koulibaly che dovrà avere altri accertamenti fuori dal rettangolo di gioco. Scontro davvero duro, ma effettivamente poi nessun fallo particolare da parte di nessuno dei due. È stato uno scontro di gioco in cui entrambi gli interpreti hanno subito i rispettivi danni. Noi siamo pronti intanto a vivere le emozioni di Reggio Emilia e lo facciamo con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. Attacca il Sassuolo nel corsia di sinistra, il pallone verso l'interno dell'area, ribattuto in un primo momento da ieri Mina, ancora interno con Mina che mette fuori, e il disimpegno del Cagliari che riesce, dopo in profondità viene placato Palestra con la palla lontana. Nel frattempo cambio gioco a sinistra per Foloruscio che può avanzare il palla al piede, si sovrappone a sinistra Obert, la palla invece verso l'interno, ribattuto in fallo laterale. Ci sarà rimesso in gioco per il Cagliari all'altezza della tre quarti di sinistra, 64esimo minuto. Obert ritorna all'indietro, va a cercare in questo caso Juan Rodriguez. Si ricomincia dai difensori
pallone ancora per Gaetano che va al centro per Jerry, tutto il Sassuolo dietro la linea della palla, quindi dentro la propria metà campo, il pallone a destra per Palestra con il controllo del giocatore che tenta di partire guardando verso l'Orienté, c'è il raddoppio su di lui di Tosvert, tiene il pallone in questo caso Palestra, palla ribattuta in fallo laterale, anzi era Garcia, non l'Orienté a marcarlo, e quindi rimessa con le mani in favore della squadra cagliaritana. 64esimo, settore di destra, altezza da 3/4, Zé Pedro che riceve ora il pallone per poter rimettere in gioco, c'è in avanti Esposito, la palla invece anche stavolta è all'indietro per Jerry Mina che può mettere sui piedi di Juan Rodriguez, questi in verticale, il tocco di Deiola, fuori tempo, non aggancia Gaetano, il pallone recuperato quindi dal Sassuolo che tenta di ripartire con Lorientè è attaccato da Esposito, riesce ad andare via, Esposito ritorna su di lui, gli toglie la palla, bravo in fase difensiva Esposito, e parte ora Palestra, 2 uomini su di lui, uno a toccarlo, non c'è fallo per l'arbitro, il recupero di Adopo che può controllare ancora, portare avanti il pallone, si muove Esposito, il passaggio invece ancora verso Deiola che cerca Obert a sinistra, lo scambio tra i due, non è decollata l'azione del Cagliari che non ha saputo trovare la sortita quando non era piazzato il Sassuolo e ora deve nuovamente impostare a squadra schierata. Il tocco ancora di Mirna a destra per Zé Pedro, in verticale per Adopo, si gira bene, va a cercare in questo caso Esposito, a sua volta che si volta perfettamente, la palla per Palestra che può andare sul fondo per il cross, lo effettua all'interno, il colpo di testa da parte di Deiola, il pallone alto sulla traversa, sta facendo la punta Deiola, praticamente è sempre solo lui a concludere e a mio giudizio dovremmo trovare veramente il modo di far entrare un attaccante, ma facciamolo entrare un attaccante perché non possiamo insistere con tanti giocatori che si ritrovano poi in un ruolo, per quanto Deiola sia bravo nel colpo di testa che non è il loro, l'abbiamo visto concludere poco fa come ultimo uomo, l'abbiamo visto ora concludere di testa sull'inserimento, se c'è la possibilità che da quella parte si entri dobbiamo cercare di entrare con un attaccante e non solamente con i nostri centrocampisti. Cambio gioco di Lorientè che sbaglia, la palla intercettata da Obert che può impostare, avanza Obert, si ferma all'altezza del centrocampo, il tocco largo a sinistra per Foloduscio che ritorna all'indietro invece che impostare, da Juan Rodriguez, da questi a Jerry Mina che può avanzare portando palla, tocca corto per Adopo all'indietro ancora per Juan Rodriguez, subito pressato Juan Rodriguez che allarga ancora su Obert, costretto a cercare una soluzione, la trova molto bene mettendo in movimento Esposito che parte con l'esterno per Adopo, pallone non controllato da Adopo, mettiamo dentro giocatori che sappiano attaccare perché stiamo arrivando negli ultimi 20 metri ma poi non abbiamo la tecnica che serve per poter concludere queste azioni. Linea allo studio. Serve un cambio al Cagliari il prima possibile, vedremo se Pisacane accontenterà queste richieste nei prossimi minuti, visto che comunque è stato solamente il Sassuolo a tentare di modificare qualcosa rispetto all'assetto con cui si era presentato all'interno del secondo tempo. Vedremo quali saranno le scelte del mister, ci vuole un attaccante, chissà quale sarà il selezionato. Sicuramente il più tranquillo è Kiliksoy che è rodato, così come Mendy che sta giocando bene, due invece arrivano e sono reduci dall'infortunio, ovvero il Gallo Belotti e Borrelli, con naturalmente più apprensione per Belotti vista la rottura del crociato e visto quanto è delicato il ginocchio e quanto bisogna stare attenti quando poi si torna in campo dopo un infortunio di questa entità, e vedremo appunto se sarà concesso a lui di fare qualche minuto o se invece ricadrà su un altro interprete la sostituzione di mister Pisacane, che a questo punto ci auguriamo che tra pochi giri di lancetta potrà far entrare delle forze fresche che serviranno a dare maggior consistenza nella parte finale dell'azione, visto che il Cagliari fino al momento della conclusione sta giocando con grande personalità e sta riuscendo anche a imbastire le proprie azioni. Ci vuole qualcuno che riesca a sfruttarle in maniera più incisiva. Continuiamo con la presentazione di questo 31esimo turno di Serie A, con la partita che si giocherà alle 18 nella giornata di domani, quella che vedrà contrapposte Pisa e Torino. La squadra toscana ha vinto contro il Cagliari ridestando
un minimo di speranza, ma poi la sconfitta della scorsa settimana l'ha rimessa all'ultimo posto a pari con il Verona. Un Pisa che dovrà tentare a tutti i costi di vincere questo match casalingo contro la formazione granata, una squadra piemontese invece che si trova al 14° posto in classifica, 3 punti di distanza proprio dal Cagliari con 33 lunghezze e a 6 punti dalla zona di retrocessione, quindi un Torino che invece cercherà di sfruttare al massimo questa sfida contro i toscani per ottenere un successo che potrebbe far superare di parecchio le paure per una possibile retrocessione. 2 cambi nel Sassuolo, fuori Laurienté e un altro interprete che vedremo tra poco, dentro Bacolà e un altro giocatore della squadra nero-verde, se non ho visto male almeno da come si stava parlando all'interno della panchina del Sassuolo, è uscito Koné perché si era accasciato a terra precedentemente sull'ultima azione che era stata fischiata con un fallo a favore della formazione di casa, e quindi fuori Koné e dentro Lipani e fuori Laurienté per far spazio a Bacola negli ultimi 20 minuti di gara. Insomma, Grosso rinuncia comunque a uno dei suoi uomini più importanti, ovvero Laurienté. Vedremo come il ragazzo selezionato per sostituirlo interpreterà la gara. 4 quindi le sostituzioni del Sassuolo, 0 per il Cagliari che forse sta attuando una strategia quasi da Formula 1, fa cambiare le gomme agli altri per poi arrivare con le gomme migliori nella parte finale. Vediamo se questo approccio da parte di Pisacane potrà dare i suoi frutti nei prossimi minuti che vivremo insieme in questa puntata di A Suon di Gol. Tra un po' andremo a sentire il nostro Vittorio Sanna con gli aggiornamenti, la cronaca in diretta, ma è un Cagliari che deve cercare in tutti i modi di ottenere i 3 punti, non si deve accontentare di questo risultato, perché poi Sassuolo sappiamo essere parecchio pericoloso, come lo è stato qualche minuto or sono con un gol siglato dai padroni di casa, fortunatamente annullato per fuorigioco evidente del nuovo entrato Lipani, un fuorigioco che poi è stato confermato. Ma come detto, Cagliari non sta sfruttando bene le tante azioni che sta riuscendo a costruire, bisogna avere sempre un po' di timore quando ci sono queste tipologie di situazioni in campo, perché bisogna cercare di essere maggiormente cinici, vista anche l'importanza di ogni singolo gol per una squadra che deve tentare di salvarsi in questa stagione. Per ora è ancora sopra la zona salvezza, che però la zona retrocessione, che però dista solamente 3 punti e deve essere assolutamente allontanata. Continuiamo con il racconto riguardante il 31esimo turno del campionato di Serie A, concludendo la presentazione riguardo le gare che si giocheranno nella giornata di domani, che si concluderà alla grande con il big match tra Inter e Roma, 2 formazioni che ricoprono le parti alte della classifica. Una Inter che è prima nel tabellone con 69 punti conquistati, ma che anche al centro di 3 settimane non eccelse, in cui non è riuscita a ottenere neanche una vittoria, una sconfitta con il Milan nel derby, il pareggio con l'Atalanta e con la Fiorentina, entrambi per 1-1. Dall'altra parte invece una Roma che dopo 2 insuccessi con Genoa e Como è ritornata a vincere con l'1-0 maturato in casa contro il Lecce, un risultato più fantasmagorico per una squadra che si sta giocando un posto in Europa contro il Lecce che è terzultimo, e per questo giallorossi che fanno vedere i sintomi delle tante assenze che ci sono all'interno della fila della formazione di Gasperini, che vedremo se sarà attrezzata a dovere per contenere una Inter che è molto demoralizzata soprattutto dal suo blocco italiano, viste anche le tante polemiche in settimana, ma che comunque rimane la prima della classe con ben 6 punti di vantaggio sulla seconda, ovvero la squadra rossonera, i cugini del Milan. Vedremo chi l'avrà vinta nel big match di domani. Io vi ricordo che avete ancora un po' di minuti per giocare alla nostra Wall Street English Football Challenge, la sfida di Radio Super Sound e A Suon di Gol, che ogni settimana mette in palio una prova gratuita presso Wall Street English, il nostro sponsor. Per giocare cliccate sul link che vi abbiamo fornito nella diretta YouTube di Vittorio Sanna, rispondete in 3 minuti alle 5 domande che vi verranno poste, ogni risposta corretta sarà un gol fatto, ogni errore un gol subito. Se deciderete di non rispondere non
non avrete né malus né bonus. Ogni settimana in palio una prova gratuita presso Wall Street English, invece la classifica stagionale darà accesso al vincitore a un corso gratuito presso il nostro sponsor. Questo quindi il quiz a cui potete partecipare, mi raccomando, ancora pochi minuti per avere le proprie risposte considerate valide per quanto riguarda la classifica di questa settimana. Continuiamo con i risultati che arrivano dagli altri campi che si giocano in contemporanea con il Cagliari, perché è partita la gara di Eredivisie che vede contrapposte PSV e Utrecht, punteggio di 1-0 per gli ospiti dopo neanche 6 lunghezze. La squadra appunto dell'Utrecht che ha trovato l'1-0 nei primi istanti di partita contro il PSV, per una gara che dà subito l'impressione di essere bella, divertente. Vedremo se sarà così, ve lo racconteremo nei prossimi minuti. Intanto sono arrivati i cambi per il Cagliari: fuori Folo Ruscio e dentro Borrelli in questo finale, quindi è stato lui il giocatore selezionato da Pisacane per interpretare gli ultimi 15 minuti di gara nella zona offensiva, e sono stati 2 i cambi per quanto riguarda il mister dei sardi. Fuori anche Gaetano per Sulemana, che quindi avrà la possibilità di mettersi in mostra in questo finale, di dare polmoni e quantità soprattutto a centrocampo. Vedremo come sarà il suo incontro. Intanto ci scrive il nostro Mauro: la strategia dei cambi sono nei minuti di recupero. Questo è uno spoiler delle strategie di Pisacane, sicuramente un messaggio non troppo felice riguardante le scelte del mister per quanto riguarda questo secondo tempo. Diciamo che i cambi sono arrivati con un po' di ritardo rispetto a quelli effettuati da Grosso, ma speriamo che invece abbiano comunque grande presa sulla partita, che possano deciderla in favore della squadra rossoblù. Continuiamo a raccontarvi quello che sarà il 31esimo turno di Serie A per quanto riguarda la sfida delle 12:30 di Pasquetta. Quindi col pranzo di Pasquetta arriva anche un match del campionato massimo della appunto Serie A, con la sfida tra Udinese e Como alle 12:30. Vedremo chi avrà la meglio. Un Udinese che risulta essere sempre una squadra ostica da affrontare, vista la sua grande fisicità, contro un Como invece che sta vivendo un campionato idilliaco. Quarto posto per ora conquistato dai comaschi, che sognano una qualificazione in Champions League. Un Udinese che invece nelle ultime partite ha mantenuto il suo carattere altalenante, ha vinto la scorsa 2-0 con il Genoa, ha perso con la Juventus, pareggiato con l'Atalanta, ha vinto con la Fiorentina e poi perso con il Bologna, al contrario di un Como che invece è costante nei suoi grandi risultati. Ultime 5 partite, 4 vittorie e un pareggio, e il pareggio è arrivato 0-0 con l'Inter, quindi una partita tutt'altro che facile contro la prima della classe del nostro campionato. Questo quindi quello che potrà accadere tra Udinese e Como. Il Como si gioca un posto in Champions, come abbiamo detto. l'Udinese invece non ha grandi obiettivi e ambizioni, visto che si trova al centro della classifica, senza che possa più raggiungere particolari piazzamenti, ma anche abbastanza lontano, ben 12 punti dalla zona retrocessione. Quindi friulani parecchio tranquilli in questo finale, che potranno affrontare una squadra qualitativa con il Como, avendo però la mente sgombra riguardo possibili altre questioni. Noi ci prendiamo al volo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor, non andate via, perché come torneremo andiamo a vivere le emozioni dello stadio con la cronaca di Vittorio Sanna tra pochissimo. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni.
Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre! Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema. Fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Purtroppo c'è una brutta notizia, ce la facciamo raccontare direttamente da Vittorio Sanna. Brutta notizia non può che essere una, e cioè che il Sassuolo è passato in vantaggio poco fa con un gol di Pinamonti. Come abbiamo detto tante volte, i gol li devi saper fare, e quando il pallone è capitato dentro l'area a Pinamonti non è successo quello che è successo invece dentro l'area avversaria, quando è capitato a De Iola, quando è capitato da dopo, quando è capitato a giocatori che non sono degli attaccanti. Pinamonti ha approfittato della situazione, ha battuto con un tocco preciso, in questo caso il portiere Caprile, battendo anche Juan Rodriguez, che è andato a tentare di rimediare a un superficiale Sulemana che si era fatto letteralmente rubare il pallone dal ragazzino, il ragazzino che è entrato nel corso del secondo tempo al posto di Lauriente, per la precisione Bachela, che è andato a prendere il pallone con un'entrata molto più vigorosa e convinta della nostra. Pallone recuperato all'esterno dell'area, pallone per Pinamonti che ha poi battuto Caprile, e adesso siamo all'inseguimento del risultato, del pareggio, del risultato utile in una situazione in cui abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare il primo tempo. Attenzione a Borrelli, dall'indietro per Sulemana, perde superficialmente un altro pallone, va via in questo caso ancora nel settore di sinistra Torsveld, riuscendo a superare Zé Pedro, recupera su di lui, è andato a recuperare in questo caso Palestra, ma con fallo l'arbitro, calcio di punizione quindi in favore del Sassuolo. Vediamo delle interpretazioni anche che non ci piacciono in questo momento, perché poco fa uno spintone ricevuto da Borrelli non è stato punito, in questo caso un tuffo di Torsveld senza che Palestra fosse arrivato sul pallone invece è stato punito con il calcio di punizione. E siamo quindi all'82esimo minuto con Pinamonti che abbandona il campo, 100ª partita con la maglia del Sassuolo, festeggiato con il gol. Al posto di Pinamonti entra Nzola, quindi cambio attaccante per attaccante in questo finale di partita. Non arriva un falegname al posto dell'idraulico, ma un idraulico al posto dell'idraulico, senza cambiare appunto i ruoli di chi sta in campo. Purtroppo questo è diventato il tema e sarà il tema di quest'oggi. Speriamo di poter recuperare il risultato, ma sta di fatto che questo è quello che abbiamo pagato, il fatto di aver avuto dei giocatori in situazione offensiva che non erano degli attaccanti, e malgrado le occasioni siano state dalla nostra parte non li abbiamo saputo sfruttare. Fallo adesso su Palestra, 83esimo, adesso entrano gli attaccanti. Chirisso, il giocatore che sta per entrare proprio all'83esimo minuto, esce per fargli posto il 32, e quindi Zé Pedro, esce un difensore, entra un attaccante. Ora forse si rompe anche un po' in pizzico l'equilibrio, perché per spostare Zé Pedro, per togliere Zé
ragione Pedro, probabilmente bisogna fare arretrare qualcuno, sta di fatto che Kilissoi è palestra che arretra, Kilissoi va a prendere una posizione avanzata insieme a Borrelli, alle sue spalle a Girà, Esposito, insomma costretti a tentare ora il tutto per tutto e a mettere una imboccata di attaccanti ora nel finale, quando invece bastava metterne quello giusto probabilmente prima, durante la partita. Altro spintone ricevuto da dopo, altro spintone non punito, altro pallone perso dal Cagliari quando siamo all'83esimo minuto. Non cambia il risultato, quindi Sassuolo 2, Cagliari 1, linea che torna allo studio. È un Cagliari quindi che deve rincorrere in questa parte finale d'incontro e effettivamente l'avevamo purtroppo immaginato, lo temevamo che tutte le occasioni non sfruttate dal Cagliari poi avrebbero potuto portare a una situazione del genere. Un Sassuolo che è stato davvero cinico nell'interpretazione della sua gara e questo gli sta permettendo di essere in vantaggio 2-1 sul Cagliari, come scrive il nostro Riccardo, 2 tiri 2 gol del Sassuolo, assurdo, è proprio è un normale emozione nel vedere questo tipo di partita, anche perché come abbiamo detto soprattutto nel primo tempo il Cagliari ha creato parecchie opportunità ma non è riuscito a sfruttarle al meglio, al contrario invece di una formazione nero-verde che di opportunità ne ha creato poche di livello importante ma che ha sfruttato al massimo ciò che gli è stato concesso. Uno su tutti Pinamonti, che tra l'altro è stato molto bravo ad andarsene via su suggerimento del nuovo entrato al posto di Laurienté nel corso del secondo tempo, un po' leggero come messo in evidenza dal nostro Vittorio Sanna Sulemana nell'interpretazione dell'occasione dello scontro, e questo ha consentito poi al Sassuolo di poter imbastire l'azione che ha portato alla rete del 2-1. C'è ancora tempo per recuperare, almeno fare un punto, deve cercarlo in tutti i modi il Cagliari, che deve evitare con tutte le sue forze questa sconfitta esterna sul campo della squadra nero-verde dopo una partita comunque giocata sullo stesso livello degli avversari e soprattutto in un punto del campionato in cui i punti valgono davvero tanto, li si stanno lasciando per poca lucidità davanti al portiere avversario. È una poca lucidità che però viene trasmessa anche alle scelte dell'allenatore, che sono state tardive a seconda di parecchi nel modificare una squadra come quella del Cagliari, che stava un po' dando dei segni di cedimento a livello fisico, e infatti la maggiore freschezza degli avversari ha consentito poi al Sassuolo di creare l'opportunità di portarsi in vantaggio grazie al gol di Pinamonti. Siamo nella parte conclusiva, speriamo che il Cagliari possa avere la forza di trovare la rete del 2-2. Intanto continuiamo a raccontarvi quello che sarà il weekend di Serie A, che continuerà lunedì con la giornata di Pasquetta, che vedrà alle 15 protagoniste Lecce e Atalanta nel match del pomeriggio. Per quanto riguarda questo 31esimo turno, Lecce che come abbiamo detto in precedenza ha perso contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, si trova alla terzultima posizione in classifica con 27 lunghezze, al pari della Cremonese. Nelle ultime 5 partite 4 sconfitte e una vittoria, l'unica vittoria proprio contro la squadra grigio-rossa. Invece un Atalanta che è in lotta per un posto in Europa, si trova alla 7ª posizione in classifica. Le ultime 3 partite una vittoria e 2 pareggi per i bergamaschi, che hanno perso un po' il contatto rispetto alle altre squadre più in là e si trovano a 4 punti da Juventus e Roma, che occupano le ultime posizioni utili per potersi qualificare all'interno di una competizione europea. Continuiamo con il match che si giocherà subito dopo questo tra Lecce e Atalanta, ovvero alle 18 tra Juventus e Genoa. Una Juventus che deve cercare di ottenere i 3 punti per continuare a tenere vive le sue speranze di qualificazione in Champions League. In questo momento si trova a 3 punti dal Como, che ricopre il 4º posto, contro un Genoa che invece sta al 13° posto in classifica. 33 le lunghezze conquistate fino a questo momento dal Grifone, che perde o pareggia nelle ultime 5, 2 sconfitte e 3 vittorie. Ha perso con l'Udinese ma ha ottenuto un grande successo sia con col Verona che con la Roma, dopo aver battuto il Torino 5 partite or sono. Un Genoa che si trova a 33 punti in classifica, 3 in più
più del Cagliari e che, se dovesse riuscire a ottenere almeno un punto, potrebbe allontanarsi ulteriormente dalla zona più calda del tabellone. Vedremo chi l'avrà la meglio tra due delle formazioni più storiche all'interno del campionato di Serie A, tra le più antiche, ovvero Juventus e Genoa. Si concluderà questo 31esimo turno con la gara che andrà in scena alle 20:45, che sarà il secondo big match di giornata. Quindi alle 20:45 della giornata di Pasquetta si sfideranno Napoli e Milan, una sfida tra due compagini che ricoprono i primi posti del tabellone. Milan al secondo posto con 63 punti, seguito proprio dai partenopei con 62 lunghezze. La squadra di Conte, che ha ritrovato tanti uomini importanti nelle ultime settimane, che di fatto piano piano sta riuscendo a riconquistarsi, a ritagliarsi un pezzo nelle prime due della classifica. Vedremo se ci riuscirà in questo 31esimo turno. 4 i successi consecutivi del Napoli, che nell'ultimo turno ha battuto proprio il Cagliari, anche se in maniera un po' fortunosa per il gol di McTominay all'inizio, e un Milan invece che ha vinto la scorsa partita con il Torino, ma ha perso anche altri 2 incontri nelle ultime 5, uno con la Lazio per 1-0 e sempre 1-0 in casa contro il Parma, una disfatta che ha allontanato gli obiettivi della formazione del Diavolo in questa stagione, nonostante il secondo posto per ora conquistato. Cambia Pisacane ancora, ha cambiato negli ultimi minuti, ultime 2 scelte dalla panchina per cercare con la disperazione di ottenere almeno un punto in questa trasferta emiliana. Dentro Zappa e Mendy, quindi 3 punte contemporaneamente in campo, e forse sarebbe stato meglio distribuirle nel corso della gara. In campo Mendy, Borrelli e Chiliksoi, e insieme a Mendy entra anche Zappa. A uscire sono Esposito, e a questo punto mi aspetto Obert o a dopo è il giocatore selezionato. Zappa che potrà mettere al centro dei cross importanti per i saltatori, che a questo diventano sempre di più, visto che anche Mendy è disposto di una ottima capacità fisica e anche di gioco aereo. Quindi vedremo se le scelte di Pisacane in questa parte conclusiva potranno rivelarsi azzeccate per ottenere almeno un pareggio sul campo del Sassuolo. Noi siamo pronti a farci raccontare il recupero, e lo facciamo come sempre con la cronaca di Vittorio Sanna. E stiamo per entrare nel tempo di recupero, che ho il sospetto non sarà tantissimo, massimo 5 minuti, vediamo un po', sta per scoccare per farci conoscere 6 minuti, c'è tempo e vediamo se riusciamo a sfruttare questo tempo che c'è per riagguantare il risultato. Sono d'accordo con te, Andrea, è inutile mettere in campo 3 attaccanti per inseguire il risultato quando ne puoi mettere uno anche nei primi, cioè adesso ipotizziamo anche che Borrelli non sia al top, ma dove sta scritto che deve giocare solamente nel secondo tempo? Può giocare anche il primo tempo un giocatore che non è ancora al top, che non ha i 90 minuti. Io veramente oggi purtroppo era una sensazione quella dei gol sbagliati che potevano pesare. Attenzione, Sassuolo in avanti, Berardi, il tocco largo per Bacchela, il cross all'indietro, per fortuna intercetta Sulemana, anche stavolta con leggerezza, tiro di Caprile, palla alta sulla traversa. L'altro elemento è questo fare con sufficienza, questo giocare con poca attenzione, con poca determinazione, con quella rabbia che serve per cercare il risultato. Il colpo di testa di Mendy col pallone ribattuto, attenzione ancora a Torbert che tenta di partire, va in palleggio a cercare Zola, ancora a Torbert con Sulemana che non riesce a chiudere, arriva a togliere la palla a Mina che però non si accorge dell'arrivo di Bacchela che gli toglie il pallone, leggerezze incredibili, per fortuna sbaglia anche Bacchela. Poi Caprile nel frattempo si lamenta, ma di che cosa ieri Mina? È lui che non deve dormire in campo. La palla a destra per il lancio di Zappa, in avanti salta Borrelli, anzi non salta, il pallone viene ribattuto, recuperato da De Iola, servito di testa ancora da Obert nella direzione di Chilisoi che tenta di voltarsi, mette la palla ancora all'esterno, il tocco per Borrelli, spalle alla porta, poteva girarsi, invece dalla palla ancora nella zona di Juan Rodriguez, poi la palla per Sulemana a destra per Palestra, chiama palla Zappa, Palestra stanchissimo, gestisce il pallone, poi lo tocca per Zappa che cerca ancora Sulemana, che rende ancora Zappa, non si esce da quella zona,
Zappa non trova la soluzione per poter andare al cross, la palla ritorna a Palestra che tenta di puntare l'avversario, sposta la palla, effettua il cross verso l'interno, esce il portiere a vuoto, attenzione Obert, si mangia letteralmente il gol con la porta spalancata, errore da parte di Muglic, la palla su Obert che è andato a calciare mandando alto sopra la traversa. Incredibile il gol che si è mangiato il Cagliari anche nel secondo tempo, anche alla fine la porta è lì perché deve passarci il pallone dentro, se no non è calcio. È inutile, non stiamo giocando al rugby nel portare la palla oltre la linea, stiamo giocando al calcio dove il pallone deve entrare dentro la porta. Ma veramente incredibile. Noi ci siamo mangiati l'immangiabile quest'oggi e siamo a 3 minuti di recupero andati via, ne mancano ancora 3 con il portiere Mulic che era andato a regalarci una grande occasione mancando la presa alta con Obert che ha mancato il bersaglio. 94esimo iniziato da qualche secondo, batte Mulic, il pallone al di là della linea centrale del campo, il colpo di testa da parte di ancora uno scambio, attenzione Nzola dentro l'area, il sinistro per fortuna alto sulla traversa, era da posizione decentrata, Nzola ha tentato il tiro al volo in girata, il pallone alto finito sul legno, Caprile che va al recupero, 2 minuti e mezzo ancora da giocare, chissà se ci capita un'altra occasione, il colpo di testa tentato a centrocampo ma con una irregolarità ai danni di Paul Mendy, ci sarà calcio di punizione quindi per il Cagliari con tutta la squadra che tenta di salire. Una spinta subita da Mendy probabilmente nel duello con Valukiewicz, il pallone quindi è da mettere giù, il direttore di gara che ha indicato appunto il calcio di punizione, il passaggio verso destra dove c'è Palestra che è piazzato, Palestra che punta l'avversario, cerca di andare verso il fondo per il cross, lo effettua all'interno dell'area per il secondo palo, ancora Ober dentro l'area, pallone messo fuori e ancora Sassuolo che tenta di ripartire. 95esimo, Berardi, la palla al centro, attenzione al contropiede del Sassuolo col pallone centrale ancora per Berardi che dà all'indietro, disimpegno elegante, pallone poi in profondità con la squadra del Sassuolo che attacca e poi sul rinvio c'è una deviazione, la rimessa è per il Cagliari, rimessa per il Cagliari, 90 secondi di tempo per recuperare questa partita, il pallone è giocato centralmente all'indietro dove c'è ancora il lancio di Juan Rodriguez a cercare il salto degli attaccanti, il pallone colpito di testa, va all'indietro, esce Mulic, si distende e cattura il pallone sul tentativo di Mendy di andare a disturbarlo. 94 minuti e 50 con Mulic che ha il pallone tra le mani, pronto al rilancio, è pronto a calciare la palla in avanti, con l'arbitro gli conta il tempo a disposizione e lui nei 5 secondi riesce a rilanciare il colpo di testa a centrocampo, quello successivo da parte di Obert che spinge il pallone avanti, attenzione a Mendy che da dentro per Borrelli che tenta di sfondare, è in vantaggio su di lui Valukiewicz, recupera il pallone, va a rilanciare a sua volta, 95-18, 40 secondi, il colpo di testa di Sulemana, la rimessa con le mani è per il Sassuolo, i crampi sono tutti di Matic che è entrato peraltro nel secondo tempo e il tempo che passa è a vantaggio del Sassuolo. 95 minuti e 35, non era una partita da perdere, è incredibile come sta andando a finire, ma purtroppo il presagio c'era quando tu sbagli tanti palloni perché ripeto hai l'idraulico in vacanza e chiami l'elettricista al suo posto. Il pallone in avanti, attenzione ancora al controllo, il tocco verso sinistra, rilancio avanti al 96esimo, vediamo se c'è un'ultima occasione, la palla spostata dall'altra parte, intercettata dal Sassuolo, vanno via i 6 minuti di recupero, il passaggio a sinistra per Bacchela che è colui che ha procurato il pallone per il gol del vantaggio, Bacchela per Nzola, l'arbitro che è in zona che però lascia proseguire, ancora Bacchela, tengono il pallone i giocatori del Sassuolo, Bacchela che viene fermato, palla che esce, rimessa per il Cagliari, ma probabilmente anche fine della partita, no, la rimessa è per il Sassuolo, ma non credo ci sia ulteriormente da giocare. Bacchela va a recuperare il pallone, l'arbitro si avvicina a lui, gli dice di indietreggiare, arriva per la battuta Garcia, l'autore del gol del pari, Garcia che va a prendere il pallone, pronto a effettuare la rimessa, 96 minuti e 40, ormai quasi un minuto oltre i 6 minuti accordati, lo scambio con Bacchela che riceve ancora, non ci vuole credere neanche l'arbitro a questo risultato, ancora Nzola all'indietro, tenta di partire il Cagliari, recupera il pallone ma l'arbitro fischia e assegna il calcio di punizione ancora al Sassuolo sul fallo
ritenuto tale di Paul Mendy, che era uscito palla al piede nel tentativo di capovolgere la situazione. 97 minuti, fischia alla fine l'arbitro, sconfitti anche stavolta. E anche oggi quindi Cagliari che esce sconfitto dalla sua gara in questo 31esimo turno di campionato, davvero deprimente il risultato finale, così come l'approccio nel corso del secondo tempo, e continuiamo di settimana in settimana a mettere in evidenza gli stessi punti, Vito, effettivamente. Sì, però adesso i giocatori c'erano, cioè, mentre in passato Borrelli era infortunato, Chilisoi poteva non essere al top, ora recuperati i giocatori devono giocare ciascuno il proprio ruolo, non puoi giocare avendo in panchina Borrelli, avendo in panchina Chilisoi, avendo in panchina Mendy e giocando con altri giocatori che si ritrovano a fare gli attaccanti. Non è questa la logica, cioè ripeto, il calcio, lo sport di squadra è fatto di ruoli, i ruoli servono a fare in modo che ciascuno abbia un compito. Se quello che non sa fare uno lo sa fare l'altro, non sono tutti Johan Cruyff, quindi nel momento in cui tu non hai il giocatore che ha dimestichezza con il gol non lo fai, anche se le occasioni le porti avanti, anche se gli ultimi 20 metri li conquisti. Non si tratta di conquistare gli ultimi 20 metri, non ti dà punti, gli ultimi 20 metri non ti fanno fare il gol lo fai se trovi il giocatore che sfrutta l'occasione e mette la palla in rete. In effetti è quello che è capitato al Sassuolo, perché poi il Sassuolo ha avuto forse solo le due occasioni, cioè cosa quella di Torsby nel primo tempo. A me non vengono in mente altre occasioni prima dei due gol che hanno determinato il risultato, e peraltro noi invece ne abbiamo avuto tantissime occasioni per poter arrivare al tiro. Molte volte non ci siamo neanche arrivati perché c'erano giocatori che non erano attaccanti negli ultimi 20 metri a tentare di fare gli attaccanti, e questo è purtroppo il dato di fatto. Semplice, ma effettivamente il totale, la differenza tra le due squadre, come ha detto anche il nostro ascoltatore Riccardo, che tra l'altro ci ha scritto tanta delusione non era da perdere, così come sembra essere molto deluso anche il nostro Giacomo, incredibile a chi difende il Cagliari. È un Cagliari che ora si trova in una situazione davvero pericolosa all'inizio di questo 31esimo turno, aspettando di vedere quello che sarà poi l'esito di tutti gli altri incontri. Prossimo gara con la Cremonese, che deve essere praticamente una finale, bisogna vincerla a tutti i costi se non si vuole ritrovare davvero a dover fare tutto contro le grandi squadre nelle ultime partite. Bisognerà cambiare solo questo, perché a livello proprio di giocatori, a livello di incisività quando capitano le occasioni, perché per il resto il Cagliari purtroppo, e fa arrabbiare ancora di più, c'era soprattutto a livello di creazione. Ma si tratta veramente di rimettere ciascuno al suo posto, di risolvere questo problema del disordine, un disordine che si è creato per i tanti infortuni, perché si è dovuto rimediare spesso, ma adesso che i giocatori ce li hai non puoi insistere semplicemente perché arrivi negli ultimi 20 metri. Quando arrivi negli ultimi 20 metri ci devi arrivare poi con l'ultimo compito, che è quello dell'attaccante, dove ci devono essere degli attaccanti. Se all'ultimo compito arrivano i difensori, chiaramente sono degli attaccanti prestati che non sanno fare il loro mestiere come non sanno fare gli attaccanti se tu li schierassi i difensori. È una cosa banalissima ma abbastanza semplice. Eh sì, purtroppo questo è il risultato 2-1, quindi conclusivo tra Sassuolo e Cagliari. Ringrazio Vittorio Sanna per essere stato con noi, do appuntamento a sabato prossimo. Buona Pasqua a tutti. Speriamo di trovare l'uovo. L'uovo e anche la quadratura del cerchio per riuscire a trovare punti queste ultime partite. Grazie ancora al nostro Vittorio Sanna ed Andrea Sanna è tutto. Vi auguro anche io una buona Pasqua. Ci ritroviamo sabato prossimo con la gara tra Cagliari e Cremonese. Vi lascio con i programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Ora esatta. Sono le 17:04. News. L'accendi